Non prendere impegni, segui la tua squadra del cuore. La partita della Calcio Lecco te la raccontiamo noi. In contemporanea con gli incontri dei blu celesti, LCN Stadio ti terrà compagnia con ospiti in studio, collegamenti telefonici, aggiornamenti dai campi della Serie C e del calcio dilettantistico e tante altre esclusive. LCN Stadio, in diretta su leccochannel.it e lcnsport.it. Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. lineelecco.it. Buon pomeriggio, eccoci in via Oslavia dai nostri studi, quelli di LCN Sport, per una nuova puntata di LCN Stadio. Le immagini che ci arrivano qua ci mostrano molta vegetazione, a dire la verità, ma anche il campo dell'Arzignano Valchiampo. La Valchiampo. La Valchiampo. Ciao Stefano Menegatti, ciao Ste, bentornato. Buon pomeriggio a tutti. Almeno lì vediamo un bel sole, mentre qui c'è bel sole, sì, molta vegetazione. Clima molto lecchese oggi. Parliamo insomma del classico campo cui siamo stati abituati negli anni, soprattutto di Serie D, in cui insomma su 3/4 del campo pista d'atletica, non ci sono gradini. Pista d'atletica che fa molto 1988 Prato, però e poi il campo. Allora, una partita importante questa perché 10ª giornata di campionato, Lecco che vola in classifica, secondo posto, vuole capire quelle che possono essere le sue ambizioni in questo campionato. L'Arzignano, sorpresa del girone fino a questo punto, può essere sicuramente un banco di prova importante. Siamo in attesa anche di Giuseppe Mazzoleni, a breve ci colleghiamo, il nostro Fausto Riva che è in regia, eccolo qua, ci connette subito con Albino Alborghetti dallo stadio. Ciao Albino! Ciao ragazzi, buona giornata a voi. Buona giornata, vi vediamo fortunati con un bel sole lì, qui piove, lì avete il sole. No, qui c'è una bella giornata, meno male, almeno quella. Almeno quello. Poi tempi che corrono è meglio dire così, Assolutamente. Poi non parlo di tempi sportivi naturalmente, ma in generale. In generale. Senti, una partita questa che a proposito di sport potrebbe essere molto molto interessante, perché c'è un Lecco che vuole capire bene quelle che sono le sue possibilità contro una delle sorprese, delle rivelazioni di queste prime 9 giornate di campionato. Sì, ti ricordo che come tutte se parlavamo in macchina mentre scendevamo ho coperto Arzignano con Matteo, con Cina e con Marino. Allora, sì. Quando le vendite sono da prendere con le piste sempre, poi quando vanno bene ancora di più. Sono come le squadre bergamasche che si incontravano in Serie D, dove fai sempre quella mentalità di fare la partita, ma la fanno loro. Esatto. Esatto, una squadra che si sta mettendo in luce in questo inizio di campionato, forse proprio per quello che dici tu, non hanno molto da perdere e quindi stanno riuscendo a stupire. Le scelte di Foschi, che lascia in panchina diversi giocatori, c'è un po' anche la gestione delle energie, no? A questo punto, Albino, perché Foschi da quando è arrivato di fatto ha mandato in campo sempre gli stessi, bene o male. Adesso forse c'è da gestire un pochino anche le energie. Questo è normale dal punto di vista della gestione, perché poi il campionato è un campionato lungo e tosto. Se sfrutti troppo le stesse figure, finisci che poi magari le esaurisci. Certo. Quindi è giusto fare un minimo di turnover. Ti aspetti comunque un Lecco che potrà ripartire, Albino, tu oggi aspettare che faccia la partita all'Arzignano e poi ripartire? Sì, io anche di questo abbiamo parlato in macchina, non perché la macchina sia una specie di conventino dove confessarsi, ma sarebbe la tattica migliore probabilmente, perché è una squadra che partirà subito forte, se la prendi in contropiede puoi fargli male, come tutte le squadre. Assolutamente, una chance dall'inizio ancora per Scapuzzi, che comunque mercoledì era entrato bene in campo, può essere lui insieme a Pinzauti davanti oggi protagonista. Deve conquistare certamente una fetta importante in questa partita per le presenze che dovrà avere da qui in avanti. Assolutamente, staremo a vedere allora nel corso di questa partita, speriamo che il giocatore blu celeste possa essere determinante oggi. Va bene Albino, ci troviamo con te al termine dei primi 45 minuti, vediamo che tipo di partita ci avrà proposto il campo. D'accordo, a dopo. A dopo, ciao Albino, buona partita.
Rientriamo, diamo il benvenuto anche a Giuseppe Mazzoni. Ciao Beppe. Buongiorno a tutti, buona partita a tutti. Che ci ha raggiunto in questo istante. Le formazioni, andiamo a vederle. La formazione di casa dell'Arzignano di mister Giuseppe Bianchini con un 4-3-1-2, gioca solitamente con il rombo l'Arzignano. Volpe, Cariolato, Bonetto, Molnar, Davi, Casini, Chester, Barba a centrocampo. Tardivo alle spalle di Grandolfo e Parigi, che dovrebbero essere oggi le due punte centrali. Per quanto riguarda, dicevamo, le scelte di mister Foschi, che rinuncia a Zuccon e a Girelli a centrocampo, Malgrati in porta con Seliak, Enrici e Battistini, la classica coppia a tre che bene sta facendo in questa fase di campionato. In mezzo al campo ci sono Ilari, Lacti con Giorgio Galli che farà sempre da mediano davanti alla difesa. Le punte sono Pinzauti e una maglia titolare ritrovata al numero 10 Luca Scapuzzi, importante come dicevamo con Albino. Sulle fasce ci sono sempre c'è Zambataro, non c'è quest'oggi neanche Giudici, Enrico Rossi, una delle rivelazioni dei giovani del Lecco di questa stagione, giocherà lui. Ste, ti chiedo subito se ti convincono questi cambi, quantomeno poi nella gestione dei 90 minuti, hai delle risorse dalla panchina? Sì, bisogna capire appunto il livello di fatica, ecco, che hanno ad esempio Zuccon e Girelli, perché comunque due ragazzi giovani che non hanno mai affrontato, diciamo, tanti impegni così ravvicinati in una squadra così importante, quindi probabilmente anche, come dicevi tu, tutta una questione di turnover e poi chance da titolare per Scapuzzi, che deve un po' entrare in questo Lecco ancora, non l'abbiamo ancora visto del tutto. Ilari, che ha avuto un buon impatto a Novara, quindi dobbiamo metterci d'accordo se lo chiamiamo Ilari o Ilari, perché parrebbe Ilari, perché però Ilari mi sa un po' troppo di quella là. Ilari. Parrebbe Ilari, che cioè, anche se essere Ilari, siamo molto Ilari. Ilari. Poteva chiamarlo Ilari. Vabbè, comunque, al di là di queste battute, ma un po' Pinzauti, Ilari. Pinzauti. Teniamo la linea. Insisti, Pinzauti. A volte mi viene Pinzauti, non so perché. Tanto sta iniziando la partita un'inquadratura appiattitissima, sembra essere originate. Sembra essere originate. Allora, Arzignano Valchiampo con questa divisa a quarti, anzi a diciamo metà celeste, metà azzurra, numeri neri, calzoncini e calzettoni gialli, molto particolare. Non si vede spesso, molto sembra forse anche una inglese, non mi ricordo se il Coventry o qua una il Coventry è blu celeste. No, era il Grasshoppers che c'è una squadra inglese che ha più o meno questo abbinamento cromatico. Invece noi abbiamo una bellissima maglia tutta bella, molto bella quella nera dell'Ecco, la terza, sì, assolutamente. Noi attaccheremo verso destra e l'arbitro della partita è il signor Catanoso, che più volte ricordo di averlo sentito arbitrare l'Ecco, Reggio Calabria, Trischitta di Messina, Piazzini di Prato e Cevenini di Siena, quindi Catanoso e Trischitta si incontrano spesso sul ponte. Sì, ma magari uno di Messina e uno di Reggio Calabria, un po' vicini Prato e Siena, però viste le rivalità che ci sono spesso in quelle zone, forse sono meglio per meglio per noi. Si aspetta adesso per il calcio d'avvio. Sì, c'è anche il Blackboard Rovers, forse bravo il Blackboard Rovers, che è bianco-azzurro con i... Sì, diciamo che poi un po' tutte le maglie derivano, hanno ispirazione inglese, poi fondamentalmente, tranne quella righe verticali, che là non hanno mai avuto molto, diciamo, successo. Ricordo forse quella rossonera del City, l'unica righe verticali, e anche il Bournemouth. Tanto la sfida iniziata, c'è la Arzignano in possesso, ovviamente pochissimi secondi. Arzignano reduce da 2 vittorie consecutive, ricordiamo, il vivaio distinti che... con Feralpi e Albino Leffe, dicevi? Il vivaio distinti lì dietro. Il vivaio, il florivivaistica, più che vivaio, delle piante, basta. Sì, deve essere veramente in mezzo a... Io ricordo Gozzano, dove addirittura c'era la collina a sud e non la curva a sud, perché eravamo proprio in mezzo in un bosco. Anche io mi ricordo una negli anni di Serie D, dove giocava? Castellanzese, ti ricordi? Anche lì era in mezzo, non so se ti ricordi tu, in mezzo al bosco, ce ne sono in Serie D con quelle strade che sembrava di andare chissà dove per arrivare allo stadio. Tanto c'è una punizione interessante per l'Arzignano sulla tre quarti di destra. Tanto ricordiamo che poi in serata, naturalmente, su LCN Sport i nostri amici a casa potranno trovare tutti i contenuti relativi alla partita. Il nostro Matteo Bonacina, come sempre, a bordo campo
a seguire come fotografo anche la partita, ci manderà durante la partita già degli scatti, il nostro Fausto Riva in regia ve li proporrà. Calcio di punizione dunque per l'Arzignano, 1 minuto e 30 se n'è andato di questa partita. Casini, la battuta dentro, la spizzata doppia, rimpallo, palla in mezzo all'area, Ilari si immola, si salva il Lecco subito, sì, rischio però. Ilari si è salvato ancora, però l'Arzignano, attenzione, la torre dentro, Melgrati. Chi è che non è riuscito a calciare? Un giocatore, non so chi, io guardavo Ilari che si è veramente immolato. Allora, rivediamo, calcio di punizione battuto da Casini, c'è una prima spizzata al centro, poi Battistini la tocca involontariamente, forse arriva in maniera, e poi non si riesce a vedere. Non si riesce a vedere se è Grandolfo. Sì, ma è stato veramente pericolosa questa azione perché si è un po' addormentata i due attaccanti dell'Arzignano, perché io francamente avevo visto la possibilità di battere a rete senza che nessuno facesse opposizione, e invece poi alla fine si è scontrata la palla col muro della difesa bluceleste. Però ho visto un'azione veramente pericolosa, una mischia di confusione che però ha creato una certa, perlomeno per me, una certa apprensione. C'è stata la prima spizzata al centro che ha un po' messo fuori tempo Zambataro sul secondo palo, che invece che allontanarla l'ha rimessa al centro, e da lì diciamo è Zambataro o Battistini? Era Zambataro? 23 Zambataro, quindi è sembrato Battistini. È successo un po' un pastrocchio lì al centro, alla fine sembra Grandolfo si è provato a portare la palla sul centro sinistro, diciamo così, dell'area di rigore, dell'area piccola. Sì, però siccome è arrivato, gli è mancato proprio un attimo, perché avrebbe potuto calciare a botta sicura praticamente. Sì, subito all'inizio forse anche lui stesso, come Zambataro, è stato un po' stupito dal regalo. In virtù di questa cosa, che è arrivato un attimo dopo, potrebbe essere tardivo ad aver di questa battuta. Questo intervento tardivo. 3 minuti e 30, brivido Lecco, poi poco altro da raccontare in questi 3 minuti e mezzo fino adesso. Se mi permettete, sul discorso della formazione del Lecco, d'accordissimo con la rotazione dei giocatori, tranne, ma questa non me ne voglia il giocatore, so già cosa starei per dire, è un'impressione personale, a me fino ad oggi Lacti non ha mai convinto, non riesco a trovare un addetto ai lavori / tifoso bluceleste che dica attenzione, adesso ci smentisce Lacti, entra in area alla conclusione, bella vai Beppe, parlate male di Lacti. No, c'era il gol Lacti al quarto minuto, ma c'era la deviazione di Volpe, invece non era il tuo angolo? No, come no? C'è. Vediamo Lacti, gran destro da vertice dell'area di destra, appena entrato fa partire un gran toccata, sì, non c'era sotto la traversa, l'ha toccata. Ma proprio si vede proprio il pallone che cambia, si ferma qua. Povero Lacti dirà ce l'hanno con me. Tutti gli stavano fischiando le orecchie, quindi sì, appunto, mi sa che bello il tiro comunque, perché ha tirato un gran destro con l'interno, con palla è scesa, il difensore davanti ha colpito di esterno destro, palla che si sarebbe infilata sotto la traversa, e il portiere l'ha toccata, ma anche in maniera importante, evidente, sì. E quindi purtroppo non so no, dai, fallo netto su Galli, prosegue invece l'azione. Zambataro bravo in diagonale a coprire la retroguardia bluceleste, poi costretto al rilancio un po' così. Serve di nuovo l'Arzignano che prova la giocata con Tardivo dalla sinistra, cercano di liberarsi, arriva in copertura Scapuzzi addirittura sulla vedo Stefano che si muovono molto gli attaccanti dell'Arzignano, fanno molto movimento, sono poco statici, cercano di dare la possibilità al giocatore con la palla di servirli in maniera ottimale, ricevendo palla liberi, e quindi sono molto aggressivi in avanti, sfruttando una grande mobilità di tutti i giocatori, che sono parecchi, perché si portano avanti con 5-6 giocatori abbastanza vicini alla palla, come vedete, 1, 2, 3, 4, si muovono 5. in tanti senza palla, ma questa è un po' la caratteristica di questa squadra, no? Che proprio per quello forse sta stupendo, attacca con tanti uomini come un po' tutto questo campionato, per cui 13 gol fatti finora, per cui diciamo come Lecco, seconde linee delle squadre meno accreditate di questo girone stanno facendo meglio, delle compagini
chiamiamole corazzate, che più hanno investito in questa stagione per far bene, insomma. Sul fondo della classifica, insomma, stupisce Piacenza, 3 punti, Triestina 7, Trento 8, Mantova 8, sì. Stesso Vicenza a 15 punti, si sta un po' riprendendo adesso, ma partiva con i super favori del pronostico. L'unica è il Padova, che nonostante abbia perso un giocatore come Ronaldo è comunque lì al secondo posto, sì, a 17 punti. Le partite di oggi si giocano tutte alle 2:30, non capita spesso, vecchio stile. Arzignano Valcampo Lecco, Juventus Next Gen Triestina, Mantova Pergolettese, Padova Novara, Pordenone Feralpi Salò, Pro Patria Virtus Verona, Pro Vercelli Pro Sesto, Renate Albino Leffe, San Giuliano City, Lanerossi Vicenza, Trento Piacenza, sono tutte sullo 0-0 in questo momento. 7 minuti di gioco ad Arzignano. È la squadra di casa che infatti fa la partita. Mi fa piacere ricordare che insomma quando perdemmo a Vicenza la partita successiva poi venne esonerato Tacchinardi. Ora se guardiamo la classifica, insomma Vicenza è dietro di noi, e dal termine di quella funesta incontro, insomma, chi l'avrebbe mai detto, questa classifica oggi del Lecco. Facciamo un po' fatica, mi sembra, a ripartire quando conquistiamo palla. No, facciamo una bella densità sulla metà campo, infatti conquistiamo spesso il pallone, poi però ci troviamo loro stessi che sono bravi a tenere alta la linea, quindi adesso invece qui Rossi, bello il cambio di gioco di Zambataro da destra sull'out di sinistra, palla, Rossi si tocca la palla con la testa ma se la allunga un attimo troppo lateralmente finisce fuori, voleva lanciarsi, un po' di spazio sotto così. Rossi, vabbè dai, cos'è questa rimessata è bruciata, non so, la palla è schizzata via, a modo di oratorio un po', insomma, l'olio sulle mani, no, dico, anche Rossi è importante perché come alternativa ai giudici serve perché ovviamente i due esterni di una difesa a 5 o di un centrocampo a 5 che dir si voglia lavorano molto, quindi avere delle alternative valide interessante. Comunque ribatti, spero che il video come si dice, l'operatore di Leven non si ritrovi mai a riprendere una partita di ping pong, perché se Zambataro può anche calciare. Adesso si calcia, calcia prima di tacco, fuori gioco, Scapuzzi. Ma Zambataro ha fatto due scelte pessime veramente. Allora, quando avrebbe dovuto calciare ha temporeggiato, e quando ha calciato ha tirato una ciabattata, si è trovato il muro davanti, tra l'altro. La difesa si è allargata perché all'inizio ha passato su Zambataro e poi gli ha aperto le porte, poi si sono spersi che non è detto nel campo, che la scelta migliore non potesse essere aprire a sinistra dove accompagnavano in due, tra l'altro lo stesso Scapuzzi, ma poi quando ha avuto le porte aperte ha tirato una fetecchia che si è trovato, non ricordo, Scapuzzi forse Scapuzzi, che ha parlato di tacco, ma lì era veramente 2 metri fuori gioco. Partita comunque vivace in questi primi 10 minuti. Sì, l'Arzignano ha preso le redini subito, ma Lecco ha cercato diciamo di rendere pariglia, tanto c'è a terra un giocatore, Davi, mi pare. Prendiamoci il primo stop di giornata. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Locale storico del 1800. Dal 2020 il Bottegone è il vostro punto di riferimento nell'area di Lecco per ferramenta industriale, utensileria, bulloneria, fai da te e giardinaggio. Recati presso la nostra sede principale di Monticello Brianza. I nostri esperti saranno a tua disposizione per aiutarti nella selezione e farti scegliere il prodotto più adatto alle tue esigenze. Tanti nuovi prodotti innovativi sono inseriti in vendita periodicamente. Vieni a trovarci, ti aspettiamo. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Egri, quindi nevica. Allora rientriamo in studio con il finale anche, vediamo, di Serie A. Torino che spugna il Friuli di Udine, gol decisivo di Pellegrini, mi diceste. Sì, ecco perché piove forse, no? Allora, bene che si può vedere un ragazzo che ha avuto problemi netti, ma 11esimo intanto anche uno che 0-0. ha avuto tipo 4 anni di possibilità senza dimostrare nulla, mentre un Grandolfo che oggi vediamo qui ha avuto la fiammata iniziale e poi è stato veramente, è uno dei grandi misteri Pellegrini del calcio moderno, del perché sia ancora lì, sì. Cioè, mi spiace per lui, perché magari è bravissimo ragazzo, però perdi tutte queste occasioni. Sì.
Nel frattempo il Lecco aveva restituito palla in quanto i giocatori dell'Arzignano, causa un infortunio, avevano messo la sfera fuori campo. Lecco ha restituito e adesso si riporta in avanti. Non ho visto delle grandi fino a questo momento. Il gioco, attenzione che adesso l'Arzignano cerca di partire Barba, la palla sulla destra, il cross al centro, deviazione di Enrici, forse addirittura Galli, Zeliak, no? Forse addirittura Galli in angolo, in copertura, e, diciamo 2 occasioni per parte, fondamentalmente una Enrici, sì. Diciamo l'occasione che Ilari ha murato, tra virgolette, è quella di Zambataro, più o meno. Occhio all'angolo, molto in area. Zambataro di testa da allontanare, poi alleggerimento di Cariolato direttamente sul fondo. Sì, sparacchia alle stelle con Mancino. Terzino Mancino molto attivo qui sulla sinistra, con Zambataro si sta rivelando una bella sfida. Anche Zambataro sembra nonostante la conclusione un po' sui generi, sia sul pezzo. Ma vedo per il momento un Lecco sulle sue, nel senso attento a far sfuriare i padroni di casa, mentre non vedo il solito, attenzione, gran giocata di Parigi, poi Zeliak lo stende, probabilmente il giallo direi. Sì, non poteva fare altrimenti. Parigi è stato bravo, andò via Zeliak che poi lo ha recuperato fallosamente. Sulla 3/4 l'ha proprio saltato. Bello anche, è stato bravo lo salta, e poi Zeliak non può che dai una risegata in fiola. Proprio la ranzata classica da terra e via. E nonostante stessero arrivando un paio di giocatori dell'Ecco, forse poteva un po' temporeggiare Zeliak, però probabilmente gli è rimasto sul gobbone l'errore. Eravamo sul lato di sinistra quando va via in dribbling Parigi, poi va ad accentrarsi verso il vertice dell'area, attaccando a sinistra, e Zeliak da dietro. 6 uomini in area dell'Arzignano. Funzione dalla sinistra, Melgrati con i pugni. Bravo Melgrati. È attento, ma c'è anche fallo carica sul portiere. O fallo o fuori gioco, uno dei due. Credo ci sia un... Vediamo. Un fallo. Sì, carica sul portiere. Del 21? Sì. Chi è che è il 21? Bonetto. È andato con la gamba larga sulle gambe di Melgati, che in ogni caso aveva risposto. Stavo dicendo che il Lecco, intanto Melgati è ancora a terra. Sì, probabilmente la ginocchiata ha preso sulla coscia. E non sta sfruttando adeguatamente le fasce, il Lecco, che è il suo gioco primario, quello più pericoloso per gli avversari, e non ha ancora avuto modo, a parte il tiro di Glatti, c'è una piccola tribunetta lato curva di là. Adesso c'è la telecamera che è impazzita, il cameraman si sta... I tubi innocenti, una piccola gradinata. Ma proprio nell'angolo del neanche del campo. Sono lontanissimi Mi stupisco dall'altra porta. Detto francamente, mi stupisco che questo campo sia abilitato alla Serie C. Ma io mi dico, non vediamo la tribuna noi, quindi non avevamo sempre problemi col Rigamonti Ceppi quando ai tempi dovevamo andare in Ginci, e poi fanno certi campi. Questo campo è imbarazzante. No, il terreno di gioco è bello. Ma non il gioco è molto ampio, anche molto grande. Sì. Ma diciamo 3/4 degli spalti non c'è nessuno. Ma proprio non ci sono. Non c'è niente, ho sbagliato. Non c'è niente. C'è vegetazione. C'è il bione. C'è la macchia mediterranea. È il bione più o meno questo. È il bione. Sì. Oddio, no, il bione comunque è forse più grande. No, ma è forse più grande la tribuna del bione, del campo. Quello poi non vediamo il lato tribuna noi da cui vengono prodotte le immagini. Probabilmente sarà una tribuna di 16ª punizione, 10.000 posti. Dalla destra, attenzione alla palla dentro. In realtà di testa Molnar, poi la difesa dell'Ecco riesce in qualche maniera ad allontanare, ma rimane viva l'azione nonostante c'è un fuorigioco. Volevo dire 1500 spettatori, se non ho letto male, o il campo omologato. Sì, no, contati doppio, nel senso, considerate gli alberi, le foglie degli alberi. Valgono anche quelli online da casa. È dato per 1500 spettatori.
Allora sono un Sì, devo aver letto compresi quelli del bar fuori. letto su Transfermarkt. Attenzione, intercettato il campo all'Arzignano che comunque continua a tenere le redini del gioco, Lecco che fatica a impostare. Vediamo adesso. Rossi ha un po' di spazio sia lungo. Stadio Dal Molin 1340. No, Rossi ha già seconda palla che perde malamente. Esce bene Battistini adesso in recupero concedendo la rimessa laterale. Battistini è sempre sul pezzo, bravissimo. Battistini sta facendo una stagione clamorosa, ragazzi. Tutto il campo, tutta la zona della difesa e interviene su manchevolezze dei compagni o quando i giocatori attaccanti avversari riescono a saltare l'uomo. Come dicevi Stefano, è uno stadio eccellente. Però intanto Enrici stacca di testa, Scapuzzi ragazzi. Prova a lanciare Pinzauti che però deve impegnare Molnar. Pinzauti? Sì, praticamente il Lecco si è visto pochissimo. E qui però è stato bravo, ha impegnato Molnar e l'ha costretto alla rimessa laterale, quindi il Lecco può salire adesso davanti proprio alla panchina di Bianchini che incita i suoi ed è imposta la retroguardia. Rossi, rilancio bello per Pinzauti che si gira bene, poi sbaglia un po' nella lunga spallone, ma Lecco che riconquista la sfera con Galli, poi la riperde, Galli combatte, riesce a riconquistare la sfera, guadagna la rimessa del Lecco, no, sono bravi gioco confuso i giallo-celesti a tenerla in campo. Poi c'è un fallo ai danni di Zeljak, da fase un po' sporca di gioco, un po' di Grandolfo che praticamente trattiene Zeljak che non gli concede di arrivare sul pallone. Grandolfo di cui parlavi bene, Ste, è un giocatore che negli anni scorsi, quando ha iniziato a Bari sembrava essere tra virgolette un nuovo Cassano, un po' per dire, aveva subito segnato non ricordo se una tripletta addirittura. Cos'è, Serie B? Serie A proprio all'esordio, e poi praticamente sparito, completamente sparito. Tra l'altro uno dei giocatori più esperti. Intanto qui c'è un tagliafuori su Galli. Bravo Latti. Latti, ottimo recupero. T'ha sentito prima? Sì, veramente. Se volete lo ripeto. La sua miglior partita fino adesso. Due cose già, il tiro e questo recupero valgono. Battistini il rilancio, Ilari lo lascia a Enrici, poi di nuovo il numero 20 blu celeste, il possesso palla sulla tre quarti. Grandolfo e Casini. Mancina. 2,92 sono i più esperti. Rossi, il cross, secondo palo, lungo, va fuori direttamente. Dicevo, sono 2,92 Casini e Grandolfo, sono i due giocatori più esperti dell'Arzignano. Sì. Molto giovane la rosa anche dell'Arzignano. In panchina hanno qualche giocatore un po' più esperto, vedo diversi 96, 94, sì. Ci prendiamo un attimino di pausa. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Rilassati e soggiorna in un posto come casa tua. No, io voglio evadere da casa. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria, tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348 8329 295. CostaMarinaPeschici.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Lancio lungo a cercare Pinzauti, ancora una volta però anticipato. Lecco ci sta provando con attenzione. Peccato, il pallo non favorisce Galli. Zambataro, vediamo se riesce a tenere palla a Lecco. Sta provando con buona lena. Bravo Lacti e anche Galli. L'Arzignano ha un pochino rallentato la manovra e Lecco prova a recuperare palla spesso e volentieri a centrocampo e impostare l'azione d'attacco. Vantaggio del Trento sul Piacenza, mi fa vedere. Sì. Tra Possesto e vince Vercelli da un po', da qualche minuto. E adesso è Rossi Possesto Vercelli? Sì. Sale un po' sorpresa. Dopo la rimessa laterale cerca il cross della dimensione. Pinzauti di testa. Sì. Sfiora, aveva dato quasi l'illusione di poter andare all'angolino. Sì, perché il cross è stato forse deviato ed è andato alto, quindi Pinzauti non è riuscito a dare la frustata di collo, ma ha fatto partire anche lui un lob di testa, e se fosse andato sotto l'angolino non penso che... No, non ci arrivava. Chi ha fatto Rossi, sì. Bello, con una leggera deviazione. Attenzione ancora Galli, altro recupero palla.
Pinzauti ha fatto uno stacco non da poco. Anche perché va davanti. Era sbilanciato, però, nel senso che aveva preso il corpo all'indietro, quindi non riusciva a dare forza. Però perché poi c'è stato il cross è stato leggermente deviato, infatti, per quello. Volpe sarebbe stato battuto, no? Ha guardato la palla poi è uscita. Il colpo di testa non era forte, era un pallonetto che avrebbe sicuramente in porta battuto il portiere della. Sì, che era fermo in mezzo perché probabilmente si aspettava la girata. Esatto, attenzione, questo lancio lungo blu celeste che non riesce a beccare Pinzauti, ma adesso invece è Tardivo che lancia Grandolfo, anzi era Chester che agisce da trequartista, mentre Tardivo è il mediano centrale in mezzo a Barba e a Pagani. Attenzione, Cariolato, palla dentro, c'è un fallo forse ai danni di Enrici, non viene fischiato, il colpo di testa alto sopra la traversa, nessun pericolo per Melgrati. Si lamenta Enrici, no, mi sembra un difensore, però è stato lasciato sull'esterno destro, è stato lasciato da solo Lacti. Cariolato che è molto attivo, questo bel cross, poi Ilari devia di testa, ma la palla finisce ancora all'Arzignano che dopo un primo controcross con Grandolfo va a girare di testa, un po' vagamente simile a quella di Pinzauti, anche se qui Melgrati c'era. Su questa azione Zambataro non ha raddoppiato con Latti su Cariolato, che è riuscito a crossare. Adesso invece Battistini, attenzione però al secondo uomo, gli riporta via il pallone, la palla dentro e salva tutto Rossi, bravissimo. Che rischio Rossi, però, che rischio, prende la palla in piena area di rigore, finisce a terra anche, non ho visto chi, se Tardivo, non so, qua ho visto Rossi che ha fatto un grande intervento questa volta per il vediamo. Sì, Battistini ha fatto una prima cosa bellissima, poi ha perso il pallone un po' ingenuamente e poi Rossi un grande intervento e alla fine è più Tardivo, no non è Tardivo, scusami, era lui che gli frana addosso dopo. L'arbitro è ben piazzato, c'è da dire che noi proviamo a fare qualche azione offensiva, loro ci ritrovano sempre già in area di rigore, è incredibile, e soffriamo la fascia sinistra, centro in area di rigore come niente, Zambataro e Lacti. Siamo tanto al 24esimo adesso. Loro le azioni sono più molto fastidiosi loro. Sì, le ultime due si sono liberati bene per un cross facile sulla sinistra, quindi bisogna stare attenti da questa parte, perché le azioni più pericolose, perlomeno degli ultimi minuti, sono arrivate da qua. Loro sono molto, ribadisco, molto veloci. Errore di Tardivo, Lacti si lancia in contropiede, Lacti entra in area di rigore, la prima deviazione deve spostarsi sulla destra, il corretto! Ed eccolo il gol del Lecco con Pinzauti su grande azione di l'assist di Lacti, ragazzi. Abbiamo riattivato Lacti oggi con una macumba. Ma Tardivo ha fatto una bestialità, mamma mia. Ha inciampato sul pallone sulla sua tre quarti, Lacti come un falco. È andato in pressione. Mamma mia, davvero. Poi è partito in contropiede, è stato bravo a non allargare a nessuno il pallone, l'ha tenuto lui, lo ha portato fino quasi sulla linea di fondo. Ecco, adesso va sulla destra, si infila in area di rigore, va sul fondo, fa partire un cross bello, leggero, che Pinzauti incrocia alla grandissima sul secondo palo. Veramente tutto bello. Su un cross di 10 metri da interno dell'area, pennellato teso alla velocità giusta per la testa, rete, e poi tra l'altro ha girato incrociando benissimo Pinzauti. Terzo gol stagionale di Pinzauti, assist di Lacti che quando è partito e poi ha perso un po' tempo perché poteva tirare inizialmente, no? Sceglie di non tirare, sceglie di andare lungo. Io ho detto qui ha sbagliato scelta, perché poi ci ha messo un cross, invece è uscito proprio al termine del campo, perché a fare un cross, come sull'azione di Zambataro la difesa dell'Arzignano si è allargata e ha concesso, anziché stringere sul portatore di palla, si è allargato e lui ha preso in pieno il buco della difesa, lo spazio. Attenzione, Cariolato, il servizio dentro Melgrati. Possiamo dire che difensivamente parlando loro non sembrano grandi, no. Cioè, poi hanno subito solo 7 gol, ma si sta giocando molto cioè la partita a centrocampo si gioca poco. È tutto dalla tre quarti in avanti di una delle due squadre, perché il Lecco se li porta spesso in casa, tra virgolette, e noi invece
riusciamo a essere abbastanza pericolosi. È già la seconda o terza volta che andiamo a recuperare palla alti. Sì. Diciamo che dalla tre quarti in su loro sono vivi, attenti, pericolosi, mentre dalla tre quarti in giù al momento lascia un po' a desiderare il pacchetto difensivo dell'Arzignano, che già in 2 o 3 occasioni anziché marcare il giocatore si allargano in attesa. Oh, attenzione, Pinzauti, tentativo per Lacti, Sfiora il gol ancora, di poco erroraccio ancora di questa era molto Molnar, complicata, forse, che ha fatto rimbalzare il pallone davanti all'area di rigore, si è fatto scavalcare dalla sfera, e a quel punto Pinzauti ha servito un pallone volante, Lacti ha cercato la conclusione veramente complicatississima a mezza altezza ed è andata di poco a lato. Però era quella, cioè era la soluzione unica a disposizione, la soluzione giusta dell'attaccante, perché era una palla alta, difficile da controllare, ha tentato. Certo che se avesse anche solo tirato in porta e segnato veniva giù lo stadio, quello che c'è dello stadio, quello che abbiamo. Se segnava questo gol stasera Lacti dovevi aspettarlo figli la cena. Sì, è una partita importante perché può sbloccare tanto. Lacti è arrivato a Lecco 2 anni fa ormai con tante aspettative, no? Perché è un giocatore importante che è nazionale albanese e ha sempre trovato qualche difficoltà. Segnali di risveglio c'erano stati in qualche partita, oggi decisamente man of the match. Beh, sottolineo anche Pinzauti comunque, che anche adesso va a anche recuperare un gran pallone sotto traccia senza grandi squilli di tromba, ma è tra l'altro stiamo una stagione recuperando super positiva. Stiamo recuperando tanti palloni che riusciamo subito a trasformare in azioni di ripartenza pericolose. Ci prendiamo un piccolo break. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Il partner ideale per l'automazione industriale è Rama Fluid Parker Store. Distributore certificato Parker Hydraulics. Specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Rama Fluid anche per tubi ad alta e bassa pressione, centraline oleodinamiche, impiantistica a bordo macchina, service di pulizia oli idraulici e di cambistica industriale. Rama Fluid Parker Store, in via Marconi 15, a Oggiono, Lecco. 0341 57 86 91 www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Rientriamo, guardavamo la classifica. Non dir niente. In questo momento non è male la classifica. Renate pareggia. Attenzione, bravo il recupero di Rossi. Arzignano che sembra avere Rossi, anche lui dopo che ne ho parlato male ha fatto 2 recuperi difensivi. Però ha preso un po' fiducia, sai, magari l'avvio di partita non giochi titolare da adesso di chi bisogna parlare male? Forse di chi è che bisogna parlare male adesso? Scapuzzi. Scapuzzi sta giocando malissimo. Scapuzzi non si è visto molto. 30° della partita, diciamo che personalmente attenzione, bravo Enrici, direi che non si può essere soddisfatti. Personalmente per il Lecco vedo 3 migliori, 3 Lacti, Pinzauti e Battistini. E ti dico anche Enrici. Antonio Castelli che ci dice: ah sì, grafica sbagliata ragazzi, segnala Fausto e abbiamo messo 1-0 Arzignano. No, vinciamo 1-0, gol di Pinzauti. Adesso aggiustiamo subito il risultato a tavolino, non vi preoccupate. E Massimo, no, ancora niente. Ciao a tutti, tutti la stessa cosa. No, adesso l'abbiamo aggiornata, cari ragazzi. Eccolo qua, Pinzauti per Scapuzzi, la palla larga per Lacti. Dai Lacti, inventa, fai qualcosa da Lacti oggi. Addirittura un cross col mancino. Vabbè, queste non attenzione, recupera palla, guardalo. Non è recupera quasi col fallo. Diciamo, ovviamente il dribbling sul gioco l'1 contro 1 non è il suo gioco. Però oggi in fiducia, evidentemente il giocatore in fiducia ci prova. Diciamo, si è trovata la palla sul mancino e ha pensato bene di non crossare col mancino. È stato recuperato da un secondo giocatore e lì è stato un po' chiuso, quindi doveva forse essere più bravo Zambataro ad allargarsi invece che a sopravanzarsi così netto. Però comunque da quando è arrivato Foschi la condizione psicofisica a tratti è straripante dell'Ecco, perché arrivano sempre prima i giocatori blucelesti, quello che abbiamo visto sulle seconde palle, quello che vedevamo col Novara, arrivavamo sempre prima. Poi un po' l'Arzignano ha subito il colpo psicologico qua, perché fa fatica adesso. Adesso attenzione, Lacti combatte, riesce in qualche maniera a deviare il pallone,
fagiolata, come Dai, si mettiamo come un po' di ordine lì, come la chiamava la Jalappas, e Zambataro Selva di molto Gambia. intelligente a cambiare gioco. Già la invece seconda che volta che lanciare. propone questo cambio di gioco su Rossi, probabilmente. E poi lancio lunghissimo. No, poi Rossi qua sbaglia misura, la palla finisce nella Deve foresta. affinare un po' i piedi Sì. in questa fase di gioco Rossi, perché ha perso 2 palle su controllo banalmente, e questo cross proprio l'ha sparacchiato fuori. Ma volevo chiederti, Beppe, questo tipo di partite dà grande fiducia a questi giocatori che magari hanno trovato meno il campo fino ad ora, no? I Rossi, i Lacti, Scapuzzi magari, ma stiamo aspettando che si attivi anche lui. E ora ancora in oggi. impostazione dell'Arzignano con Pinzauti che C'è fallo per il Lecco. ennesimo fallo conquistato quando dal 18. sei in fiducia, che tutta la squadra è in fiducia e l'organizzazione di gioco è fatta bene, quello che ha dato Foschi, secondo me chiunque entra in sostituzione di qualsiasi altro giocatore non può che far bene, insomma. Quando la squadra è repressa e sta cercando una sua identità, tutti faticano e di conseguenza la squadra ne risente. Io vedo che qua ha roteato giocatori, sia Novara e poi l'ultima anche con la Juventus in casa. Chiunque è entrato ha dato il suo contributo, chi eccellente, chi discreto, chi sufficiente, però ha dato il suo contributo, e oggi nella dimostrazione ancora Rossi è ottimo l'anticipo. Poi brutto fallo su giallo. Sapete che non si vede tanto Ilari fino adesso, ma sta facendo molto lavoro là su. C'è un centrocampo che però inedito quest'oggi, 3, però che sta facendo molto filtro. Ma infatti di Ilari devi vedere che quando è in posizione difensiva è molto presente, diciamo, nelle linee. Ricordiamo che è un giocatore importante, Ilari, è arrivato a Lecco con un... blocca molte linee di passaggio che uno non lo vede, perché però è molto importante, perché infatti loro vengono di qua a giocare. Sì. Tanto arrivano anche le foto, le prime foto Scapuzzi di Matteo, e molto proprio belle, Ilari sul punto di battuta dalla 3/4 di sinistra. Se c'è anche il gol bella di Pinzauti. la battuta, la foto sulla battuta di Lacti. Questo è il colpo di testa, penso, Parte di Pinzauti sul cross di Lacti, evidentemente. Ribattuta la palla, la insegue Zambataro che tiene viva l'azione per i blucelesti, che per la prima volta forse riescono ad avere un po' di possesso palla. Zambataro è chiuso. Adesso è qualche minuto che non succede più niente. Loro sono molto Novara in vantaggio a Padova intanto. Molto alti loro nel tenere la pressione. Poi Pinzauti non ha vicino compagni, quindi la sua spizzata non è preda dei blucelesti, ma anzi l'Arzignano che riparte con Zambataro che allunga in calcio d'angolo, un po' forse la zampa e comunque concede calcio d'angolo. Cinico, perché 2 occasioni, una rete, insomma, due colpi di testa di Pinzauti. Beh, però anche il tiro di Lacti fuori. Sì. Allora, diciamo che abbiamo avuto occasioni più nitide noi dell'Arzignano, che dell'Arzignano c'è stata quella mischia in cui Grandolfo non riesce a calciare, il colpo di testa poi di Grandolfo alto anche quello, però non hanno calciato la battuta dell'angolo, Melgrati. Non hanno ancora calciato verso la porta loro con convinzione e creando davvero un reale pericolo alla porta di Melgrati, mentre invece Lecco, oltre al gol, c'è anche quel tiro di Lacti su cui l'aveva toccata. Il tiro di Lacti, il colpo di testa di Pinzauti che è andato di poco a lato, sì, poi la Zambataro, quindi almeno 4 palle pericolose le abbiamo fatte, assolutamente, no. Di cui una è vantaggio più che legittimo. La foto del colpo di testa di Pinzauti sulla rete è una discreta Lacti bravo a recuperare un fallo anche qua. Avete modo anche di vedere, allora, innanzitutto, per chi non l'avesse già vista quest'anno, la divisa scura del Lecco, fantasmagorica, quella prodotta da Legia quest'anno, e i colori dell'Arzignano. Beh, tante volte per fare una maglia inusuali, se vogliamo definire. Per fare una maglia fantasmagorica a volte basta poco, il nero. Il nero o il bianco. Sì. C'è faccio fallo di mano, no? Non mi segno. Anche tu sembrava abbastanza evidente. Sì, perché forse era diretto al corpo. Intanto attenzione, Cariolato, la giro palla verso l'area blu celeste, Zeliak fa buona guardia. Pinzauti, e con bravo. Ilari allarga male, però. Allarga male, ma Rossi era anche rimasto un po' basso lì, avrebbe forse dovuto cercare di seguire un po' il gioco. Si deve smaliziare un pochino il ragazzo, ma viene da sé. Rossi è un classe 2001. Sì, in panchina abbiamo anche Maffi che è un 2005. Maffi che sì, è un 2005. Sì, 2005, sì.
Sì, 2005. Mi stavo confondendo perché c'è il 97. Lo sta portando sempre, vedo nelle ultime partite Maffi. Mentre invece io sono sempre curioso di vedere Stanga. Probabilmente però ormai ha trovato il suo muretto là dietro, adesso ex capitano della primavera del Milan. Giusto? Ci vediamo un così piccolo come break. Sangalli dell'Inter. No, ma dico, era mica capitano anche della primavera nostra, no? Stanga? Io so non è del Milan. No, non ricordo più. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Riconosce i tuoi attimi di relax e quelli in cui devi mettercela tutta. E se non ci sei, risparmia energia. È il climatizzatore che regola la temperatura in base a ciò che fai. Kireia, design italiano, tecnologia giapponese. 2R, gli specialisti nella vendita e installazione di condizionatori monosplit multisplit, via K Rossa 22 Lecco. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Devo dire Pioli l'anno scorso a Posti Calabria. Rientriamo, no, sì, scusa, mi sono perso. Adesso mi sono ricordato perché Stanga, io mi ricordo che l'anno scorso Pioli l'ha fatto esordire a Posti Calabria nella primavera del Milan. No, mi sono confuso io, scusa, con un... No, comunque diciamo abbiamo qualche giovane ancora da vedere, ma anche lo stesso Maldini che non è un giovane però... Sì, Maldini adesso non ha trovato spazi, è difficile anche in questo momento riuscire, come dicevi tu, a... È chiaro, Ilari è un giocatore importante, Lacti comunque 2 anni che è qui e ha trovato molto spesso il campo anche quando non giocava, con prestazioni come quella di oggi che lo ricordiamo migliore in campo. Beh, ma poi abbiamo lo stesso Pecorini che non è sicuramente un signor nessuno in categoria, eppure... La panchina di oggi è una panchina, francamente, se tu stai vincendo all'Arzignano contro la quinta in classifica, sesta, guardi, in panchina hai una squadra, un Lecco titolare. Bravo, in panchina. Quello che volevo dire io, perché hai Pecorini, Giudici, Maldonado, Girelli, hai la difesa, sono i titolari, Magni, Buso. Hai la difesa, hai il centrocampo, hai gli esterni, tutto è. Forse tagliano da destra, forse dentro il pallone filtrante, Zeliak di testa allontana, si fa pericoloso l'Arzignano, ma arrivano sempre lì sulla tre quarti e poi riusciamo in qualche maniera, adesso c'è la trattenuta su Rossi non ravveduta, quindi persicolazione vicino alla bandierina, palla arretrata, il tentativo di cross sul secondo palo, lungo, Zambataro controlla e Zambataro in sicurezza, probabilmente l'aveva toccata e quindi mette in rimessa laterale. C'è sempre questo Cariolato molto attivo, uno dei più attivi, palla dentro, Grandolfo di testa la mette sul fondo, tocca Grandolfo in panchina della Zeliak a disturbarlo. Nella panchina dell'Arzignano c'è anche Tremolada, Andrea Tremolada, lo ricorderete, ex Olginatese, ex Nibionno Giono. Beh, come Molnar, ex Olginatese, assolutamente. Ricordi in campo quest'oggi. Molto lieti di Molnar. E tra l'altro c'è anche nella rosa dell'Arzignano un ex bluceleste che è Cosimo Nannini, non è, credo sia disponibile oggi per le scelte di mister Bianchini. Sì, un paio d'anni fa, sì, perché mi ricordo che c'erano lui e Masini il primo anno che un po' si giocavano il ruolo dei giovani. Il Nannini che aveva trovato il campo all'inizio sull'esterno di destra se non ricordo male, poi era un po' uscito invece la rotazione. Scapuzzi recupera palla, col fallo non era fallo. Vorrei rivederlo questo, siamo sull'out di sinistra. È stato uno sconto Scapuzzi. Allora pasticcia per non scivola Casini, va Scapuzzi, poi commette fallo. Forse la ginocchiata sotto. Qui rivediamo intanto. Non si è capito. Replay a casaccio mandati dalla regia di Leven, pochi e fatti male. Vediamo se si distende. Pinzauti appoggia su Lacti che non riesce ad arrivare la passaggio a Pinzauti. Ha perso un po' il tempo qui Lacti, è arrivato un attimo di ritardo e poi doveva forse dare un po' ancora più forza. L'ha buttata fuori nettamente il giocatore dell'Arzignano. Ero convinto che fosse del Lecco, invece oggi guarda lì, secondo me non sono molto. Però non dice niente nessuno. Sì, infatti, 41esimo intanto di gioco. Proprio il 5 Molnar porta avanti il pallone, i Rossi in un primo momento intercetta, poi però ancora Arzignano con Davi che fa partire il cross, buona guardia di Battistini, poi Galli riserva palla al centro all'Arzignano, un piccolo errore qui di Galli,
che doveva forse Cariolato spazzare, poi fuori però nostra. Certo che però loro Tardivo è completamente fuori partita. Dopo l'errore, soprattutto anche qui ha sbagliato un appoggio facilissimo. loro commettono diversi errori tecnici abbastanza evidenti. Soprattutto dalla metà campo in giù. Sì. Perché in su sono anche abbastanza attivi. Precisi, sì. In giù invece fanno di quegli errori Non so, che... i primi 40 minuti eravamo curiosi di scoprire l'Arzignano. Beh, una squadra molto vivace, Sì, divertente, vivace, però un po' confusionaria. E forse appunto un po' Mi aspettavo, buon per noi ovviamente, dico, se continuasse così fino alla poco, diciamo, ma sto un po' stranito da questo primo tempo dell'Arzignano. Mentre Lecco invece conferma la crescita costante. Sì, Lecco solido, Sì, pochi sì. fronzoli, molto preciso e soprattutto in difesa concede poco nulla, bravo. E in avanti Si fida molto il Lecco della propria difesa e Sì. forse potrebbe cercare di intervenire un po' prima per evitare totalmente i problemi, però allora, soprattutto nei primi 20-25 minuti abbiamo fatto tanto filtro a centrocampo, recuperando spesso palle e ripartendo, trasformandola poi in azione offensiva. E quest'ultimo quarto d'ora effettivamente, dici bene, è successo di meno, però Arzignano non è che abbia impresso alla partita un ritmo, anzi il ritmo è blando. Ancora problema, parte Scapuzzi, pensa che a conclusione bello il filtrante per l'inserimento, non ho visto se era ancora Lacti, sì, ma Scapuzzi lì doveva andare a concludere, doveva entrare in area, saltare, rientrare sul mancino e concludere. Sì, allora non gli si può imputare, è stato molto generoso, ha visto l'inserimento di Lacti, ha provato, però da lì un attaccante deve calciare, Scapuzzi avrebbe potuto e dovuto calciare. 2 minuti e 20 alla conclusione. Però ha visto bene l'inserimento di Lacti, ha sbagliato la misura del passaggio. Però lì dovevi andare a concludere ancora, riparte ancora il Lecco, 2 contro 2 allarga sulla sinistra dove c'è Scapuzzi, vai, entra, ha battuto Scapuzzi in area di rigore, non c'è niente. È stato un blocco quasi cestistico su di lui, si porta la palla avanti, si è messo poi davanti col corpo, si è messo col corpo il difensore, furbescamente, non l'ha spinto, si è messo davanti. Però recuperiamo palla e facciamo sempre malissimo. È quello che dicevamo poco fa, sulla tre quarti bassa loro sono dei disastri, cioè due regali questi. Concesso 2 volte di fila, è vero che siamo a fine tempo, le squadre si allungano, ma regali proprio clamorosi, come quello della rete, uguale. Infatti adesso Chester è stato abbassato, vediamo, quello è Casini, a fare mediano, perché è tardivo. 1 minuto e mezzo alla fine del primo tempo. Vediamolo ancora adesso in azione, questa volta riesce a smistare la sfera. Sulla destra Davi, il cross, Grandolfo non riesce a gestirla. Fuori. Ancora Casini che però sbaglia. Chester mutuando un termine dal football americano. No, la mano però qua è rigore. Non è rigore, la mano l'ha allargata rivedendo. No, ma poi come dicono guarda cosa guarda Molnar. Sì, il giocatore. Guarda Scapuzzi e lo prende e lo abbatte. No, ma perché si mette apposta, frena apposta per... Ma no, ma poi la traiettoria del pallone andava verso l'area, la porta. Molnar va verso il giocatore, verso... Cioè, no. Sì. Allora, intanto scusa, ti interrompo solo per dare questo dato curioso di Matteo che ci manda da Arzignano: paganti 290, omaggi servizi 90, crediti atleti 90, quindi abbiamo 290 paganti e invitati 180. Capienza 1.300. Capienza 1.300, incasso lordo 4.120 euro, abbonati però 147, attenzione. Sono 147. Attenzione Arzignano, avanti sulla tre quarti di destra, Grandolfo. Che sono appoggia Davi, che punta Rossi. Addetti ai lavori, insomma, parenti. Rossi non si fa saltare, bravo anche a non concedere la rimessa laterale, lancio lungo, 2 minuti di recupero, intanto siamo entrati già nel primo. Pinzauti è riuscito a tenere la palla, vediamo, la rimessa laterale è per il Lecco, bravo Pinzauti. Come dicevi 2 minuti Stefano, di recupero. Chester è stato abbassato sulla mediana e mutuando un termine dal football americano, un Chesterfield. Ci stavo pensando anch'io da tempo a questa battuta, non me la sentivo di dirla. Però ci sta, io la condivido. Tanto ancora Lecco in avanti, dai che chiudiamo in avanti. Il numero di Pinzauti che ha palleggiato e raboneggiato sull'avversario, poi qui combatte da terra Scapuzzi. Uno Scapuzzi che negli ultimi minuti si è fatto vedere diverse volte, è entrato un po' nel vivo della mano, richiamato dall'arbitro, magari con qualche scelta non sempre
buona, però vivace per adesso Scapuzzi. Attenzione all'Arzignano che risale, stiamo entrando nel secondo minuto di recupero. Chester che gestisce la sfera sul centro-sinistra, sempre l'immancabile Cariolato. Non è che conosco solo lui, ma c'è sempre sta giocando tantissimo. Bella questa chiusura di Zeljak che non concede nemmeno l'angolo. Volevo andare nella gestione Foschi, questa è la sesta partita consecutiva di Foschi, che ha prodotto 13 punti, Melgrati 5 lo sappiamo. 8, 9, 10 gol segnati e 2 subiti con la gestione Foschi, cioè numeri che iniziano a disegnare un qualcosa di importante. Sì. Soprattutto i 2 subiti sono veramente pochi. Di cui uno è stato un errore clamoroso, quello su Gonzales settimana scorsa, veramente ci siamo aperti come il burro, non si capisce Sauti e poi è giocata, poi viene anticipato. Che centravanti Pinzauti, soprattutto perché Lacti ancora demoniato, è giallo, giallo per Chester. Non c'è giallo per Chester. Sì, invece c'era finito primo tempo un bel Lecco che conduce in vantaggio. Meno bello che a Novara. Meno spumeggiante, ma bello perché concreto, reattivo, concesso poco. Sì, dà proprio la sensazione che quando c'è l'occasione giusta è capace di costruire qualcosa. A breve Fausto ci connette con Albino dallo stadio, andiamo a vedere anche quella che è stata la sua impressione, ma forse per uno dei migliori primi tempi del Lecco quest'anno proprio complessivamente, come rendimento. Dopo Novara, sì. E quindi già il secondo nelle ultime 3 partite. Anche perché poi, diciamo, come abbiamo spiegato, non sono giocatori che hanno spesso giocato insieme, che non hanno giocato, quindi Capuzzi, Pinzauti è ovvio che anche magari non si trovino, o lo stesso Rossi con Scapuzzi. Abbiamo Albino allo stadio. Albino, mi senti? Assolutamente, voi mi sentite? Forte e chiaro. Commentavamo uno dei primi tempi migliori della stagione, forse insieme a quello di Novara, Lecco meno spumeggiante che a Novara, ma incredibilmente concreto e padrone del campo, Albino, perché abbiamo concesso niente, recuperiamo palla, vantaggio strameritato. Direi di sì, con una variante. Noi abbiamo concesso con la prima azione all'inizio, però da lì in avanti niente di particolare. Allora, ragionerei sulla concretezza, mentre ho visto un Lacti che diversamente da altre partite mi è un po' più piaciuto. Ha giocato bene Lacti oggi, le stavamo commentando anche noi da qui, le critiche forse lo hanno rianimato. Sì, certo, perché se tu fai i catalessi magari contro qualche critica di allora dicevo passaggio meritato, non è una partita, allora dal punto di vista tattico direi uno dei primi tempi migliori, e anche per come siamo stati bene in campo dal punto di vista mentale, molto, quindi con sicurezza. Dal punto di vista dello spettacolo direi non un grande spettacolo da ambo le parti, tenendo conto che io credo allora capisco far riportare gli attaccanti a alcuni attaccanti. Capuzzi di oggi non mi è sembrato un grande forma, ha sbagliato qualche scelta, quantomeno nel finale è sembrato un po' più vivo a mio giudizio, poi è andato un pochino al recupero, ha recuperato un po' le cattive interpretazioni del momento che ha avuto negli anni prima del primo tempo, prima della finish. Tu pensi che si comincerà comunque secondo tempo così? Pensi a qualche cambio per dare, magari gestire un po' anche le forze? Oggi abbiamo tante scelte dalla panchina che importanti. Sì, allora intanto i dati degli spettatori sinceramente sono tra invitati, addetti ai lavori, spettatori paganti, sono tra tutti comunque 480 persone che per non tenere definiti in maniera cattiva, un po' online, va bene, ma penso che ritorneremo in campo con gli stessi giocatori, perché secondo me ha visto che riusciamo a gestire bene la fase difensiva, che è importante, non prendiamo gol, quindi ce la gestiamo bene il centrocampo, tutt'al più potrà cambiare o Capuzzi o anche Galli con per esempio un contropiedista, se vede che questi qua partono con la lancia emessa verso la nostra porta, quindi se la giochi in contropiede,
recuperiamo anche Mangini in panchina quest'oggi rispetto alle ultime 2 partite, quindi quella può essere, come dicevi tu, un'opzione sicuramente molto, molto importante. Pinzauti si conferma centravanti di razza, perché comunque le sue occasioni le capitalizza sempre bene. Sì, ma io guarda, sto diventando un suo fan, se lo dico chiaramente, perché lui non solo fa i gol, ma lavora molto per la squadra. Assolutamente. Un giocatore importante che avrà la sua chance, visto poi quello, anche lo stop di Usepi da qui almeno fino per qualche mese sta facendo molto bene, no? Secondo me se la gioca lui fino in fondo e se lo merita anche. Poi di testa le prende tutte lui, c'è da prendere delle botte, le prende, le dà, direi che è il centravanti ideale per questa squadra. Assolutamente. Va bene Albino, ci aggiorniamo tra poco meno di un'oretta a fine partita, vediamo se il secondo tempo offrirà spunti diversi oppure si proseguirà su questa linea come ci auguriamo. Fantastico, a dopo. A dopo Albino, ciao. Ci prendiamo la pausa lunga, torniamo tra qualche minuto a farvi compagnia. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Locale storico del 1800. Dal 2020 il Bottegone è il vostro punto di riferimento nell'area di Lecco per ferramenta industriale, utensileria, bulloneria, fai da te e giardinaggio. Recati presso la nostra sede principale di Monticello Brianza. I nostri esperti saranno a tua disposizione per aiutarti nella selezione e farti scegliere il prodotto più adatto alle tue esigenze. Tanti nuovi prodotti innovativi sono inseriti in vendita periodicamente. Vieni a trovarci, ti aspettiamo. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Rilassati e soggiorna in un posto come casa tua. No, io voglio evadere da casa. Goditi una splendida vacanza al Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Appartamenti dotati di ogni comfort con vista meravigliosa, dove il sapore del mare diventa arte culinaria. Tutta da assaporare. Costa Marina Bed and Breakfast Ristorante a Peschici Gargano. Info e prenotazioni al 348 8329 295. CostaMarinaPeschici.it. Facebook Costa Marina Restaurant and Wine Bar. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Riconosce i tuoi attimi di relax e quelli in cui devi mettercela tutta. E se non ci sei, risparmia energia. È il climatizzatore che regola la temperatura in base a ciò che fai. Kireya, design italiano, tecnologia giapponese. 2R, gli specialisti nella vendita e installazione di condizionatori monosplit multisplit, via K. Rossa 22, Lecco. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Il compenso del tuo amministratore di condominio ti sembra elevato? Il rendiconto non è chiaro e trovi sempre dei costi che non ti convincono? Non riesci a contattarlo per gli interventi urgenti che vengono eseguiti solo dopo ripetuti solleciti? Se il tuo condominio non è gestito come vorresti e hai deciso di cambiare l'amministratore, puoi farlo subito. Con Media Progea SNC, società leader nel settore dell'amministrazione condominiale. I titolari Chiara Benegiamo e Domenico Dulisse operano nel settore con metodologie consolidate e vincenti da oltre 30 anni e sono a tua disposizione per un preventivo o una consulenza gratuita. Ecco 3 buoni motivi per sceglierci. 1. Convenienza. La forma all inclusive ti assicura un costo fisso annuale comprensivo di tutte le spese, senza sorprese a fine anno. 2. Reperibilità. Il tuo amministratore condominiale è sempre disponibile e rintracciabile in caso di emergenza. 3. Trasparenza. Il fascicolo di rendicontazione annuale ti mostrerà lo stato economico del condominio e quello di sicurezza degli impianti. Se vuoi un amministratore di condominio sempre al tuo fianco, chiama il numero 0341 35 36 46, spedisci una mail a info@mediaprogea.it o visita il sito www.mediaprogea.it. Ti aspettiamo nella nostra sede a Lecco in via Montanara 18. Media Progea, l'amministrazione condominiale come non l'hai mai vista prima. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio.
Il partner ideale per l'automazione industriale è Rama Fluid Parker Store. Distributore certificato Parker Hydraulics. Specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Rama Fluid anche per tubi ad alta e bassa pressione, centraline oleodinamiche, impiantistica a bordo macchina, service di pulizia oli idraulici e di cambistica industriale. Rama Fluid Parker Store, in via Marconi 15, a Augiono, Lecco. 0341 57 86 91 www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Buon pomeriggio dalla redazione. Apriamo con la politica, un forte richiamo al senso di responsabilità e di lealtà, ma anche all'unità e allo spirito di squadra per affrontare le emergenze che dovrà gestire il governo. Questo è il messaggio che Giorgia Meloni ha rivolto ai ministri durante il primo Consiglio dei Ministri da lei presieduto a Palazzo Chigi, dopo il passaggio di consegne con Mario Draghi e la cerimonia della campanella. La nuova prima ministra ha ringraziato il capo dello Stato Mattarella e nominato Alfredo Mantovano sottosegretario alla presidenza del Consiglio e segretario del CDM. Approvata la nomina di Antonio Tajani e Matteo Salvini a vicepremier. Via libera anche agli incarichi per i 9 ministri senza portafoglio. Il governo Meloni avrà anche il supporto di Roberto Cingolani, l'ex ministro alla transizione ecologica del governo Draghi. Infatti lavorerà a Palazzo Chigi come consulente per l'energia. L'incarico di consigliere sarà a titolo gratuito, lo ha spiegato il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani al termine del Consiglio dei Ministri. Sarò advisor per l'energia, al lavoro per superare l'inverno vista l'emergenza che ci troviamo a fronteggiare, ha spiegato all'ADN Kronos lo stesso Cingolani. La guerra in Ucraina, gli occupanti russi hanno interrotto le connessioni internet e di telefonia mobile e le trasmissioni di radio e TV a Kherson per isolare la città. Lo riferisce il Centro di Resistenza Nazionale delle Forze Armate Ucraine, citato da Kiev Independent. Intanto il ministro della difesa russo Sergei Shoigu esprime preoccupazioni per le possibili provocazioni da parte ucraina attraverso l'utilizzo della bomba sporca, ovvero l'arma radiologica. In Cina il presidente Xi Jinping, assicuratosi un inedito e storico terzo mandato alla guida del Partito Comunista Cinese, ha incontrato al termine della plenaria del 20° Comitato Centrale i media cinesi e internazionali. Lasciatemi introdurre i compagni del nuovo comitato permanente, ha detto Xi nella Golden Hall della Grande Sala del Popolo, dove era stata allestita una pedata per la sfilata dei 7 leader e un podio dal quale Xi ha tenuto un breve discorso. Il boss del partito di Shanghai, Li Qiang, è il nuovo numero 2, malgrado la disastrosa gestione della crisi del Covid, nelle attese a diventare il premier alla sessione del Parlamento di marzo 2023. Cronaca: un 17enne della provincia di Taranto è ricoverato in ospedale a Brindisi con prognosi riservata, ma non è in pericolo di vita dopo essere stato aggredito con calci e pugni nella tarda serata di ieri da un gruppo di giovani a Francavilla Fontana, nel Brindisino. I motivi del pestaggio, compiuto nella centrale Piazza Dante, nel cuore della movida, non sono noti. I carabinieri stanno acquisendo in queste ore i filmati delle videocamere della zona per ricostruire l'accaduto. Il 17enne, che era giunto a Francavilla Fontana in compagnia di alcuni amici, ha riportato alcune lesioni e la frattura di uno zigomo. Calcio impresa del Torino, che nel lunch match dell'11ª giornata di Serie A sbanca la Dacia Arena, infligge all'Udinese, rivelazione stagionale, la prima sconfitta casalinga del campionato. 2-1 il risultato in favore del Toro grazie alla rete di Pellegri, che firma il colpo decisivo. Ai friulani non basta la rete di Deulofeu dopo il vantaggio di Olaina. Dalle 15 in campo Bologna-Lecce, alle 18 Atalanta-Lazio, alle 20:45 Roma-Napoli. È tutto, a più tardi. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. lineelecco.it. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. La tua serie preferita?
È Kireia, la serie dei climatizzatori Mitsubishi Heavy Industries. Tecnologia intelligente, eleganza che conquista. 2R, gli specialisti nella vendita e installazione di condizionatori monosplit multisplit, via K. Rossa 22, Lecco. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Piccolo artigiano, una piccola media impresa o una grande azienda? Il Bottegone è il fornitore giusto per esaudire ogni tua esigenza. Un ferramenta specializzato nella fornitura di utensileria industriale, bulloneria, fai da te e giardinaggio, pronto a soddisfare le tue necessità di beni e servizi. Bottegone per il sociale, in collaborazione con la cooperativa sociale Solidarietà. Da 35 anni è presente sul territorio di Galbiate e partner di clienti per l'assemblaggio e il confezionamento. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. 24 ore di emozioni blu celesti. Il partner ideale per l'automazione industriale è Rama Fluid Parker Store. Distributore certificato Parker Hydraulics. Specialisti nel controllo dei fluidi, oleodinamica e pneumatica. Rama Fluid anche per tubi ad alta e bassa pressione, centraline oleodinamiche, impiantistica a bordo macchina, service di pulizia oli idraulici e di cambistica industriale. Rama Fluid Parker Store, in via Marconi 15, a Oggiono, Lecco. 0341 57 86 91 www.ramafluid.com. Rama Fluid, il partner più affidabile. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Rieccoci con questo primo tempo che ha detto di un bel Lecco solido, concreto, in vantaggio 1-0. Ricomincia in questo istante il... Non ho visto cambi, non mi sembra nel secondo tempo, da ambo le parti nessun cambio. Subito Arzignano che parte alla grande con Ilari che si piglia un colpo, una bella botta in faccia e fallo per i blucelesti. Ma Stefano, io darei i risultati magari del primo tempo. Sì. Vabbè, Juventus Triestina 0-0, Pergolettese vince in casa del Mantova 1-0, lo stesso Novara vince a Padova 1-0, Pordenone Feralpi 0-0, Propatria vince in casa con la Virtus 1-0, Lappro Sesto che vince a Vercelli 1-0, Renate Albino Leffe 0-0, San Giuliano Vicenza 0-0 e pareggio Trento Piacenza 1-1. Questo per quanto riguarda le altre partite di Serie C. Adesso il Lecco Molnar tanto rilancia diciamo anche che non riesce, stiamo cercando nelle statistiche una cosa che poi magari a fine giornata potrebbe esserci utile. Vediamo se dovremmo parlarne. Sì. Tanto anticipo grande di Lacti scaraventato a terra. Anticipa credo che Lacti ne prende di botte comunque durante anticipa Tardivo che lo abbatte. Sì, tra i due Tardivo Lacti è un po' il duello del giorno. Allora tanto andiamo a vedere anche cosa fa Zambatata un po' in difficoltà, però ci pensa Zeliak a lanciare Rossi, fa partire una conclusione di esterno dalla tre quarti che viene prontamente ribattuta dalla difesa dell'Arzignano che poi riparte, ma Zeliak è bravo a intercettare tanta sostanza come al solito da parte di Zeliak dietro, e sull'esterno non lo vedi mai, no? Però poi te ne accorgi che c'è che intervento in anticipo di difesa. Zeliak e Battistini veramente in questo momento della stagione stanno dando 2 su 3 loro due. No, stavamo guardando, attenzione adesso Gandolfo che entra dalla destra, va subito Battistini, lo tiene e mette la palla però poi non si sa se dopo. Esatto. Abbiamo provato niente. Casatese Lumezzane 0-0 in Serie D. Intanto volevo dare anche il risultato della squadra lecchese impegnata nel campionato di Serie D. Casatese che dunque sullo 0-0. Casini, angolo dalla destra, 2 minuti e 30 sul cronometro di questo secondo tempo. Lecco avanti 1-0 con la rete di Pinzauti. Parte Casini, la battuta al centro, sfila fuori, la conclusione deviata angolo a schiena. Uno dei pochi angoli nel primo tempo se ne sono battuti pochi o sbaglio? Forse nessuno. Pochi. Uno è Lecco forse. Sto pensando. Vabbè, no, loro sì. Prova a ricontrollare. Loro sì. 2-0 per loro era forse il primo tempo.
Sì, Lecco no, mi sembra, non mi sembra Lecco. Loro tra due adesso nell'arco di un minuto. C'è a terra un giocatore del Lecco, non... Sì, è Ricci che accusa un avversario. Sì, vediamo, sono spintonati. Che dice sì, l'avversario dice sì, Grandolfo. Di Grandolfo, sì, sono stato io, non mi piace. Si abbracciano ancora. Adesso Grandolfo che butta a terra qualcosa. Sì. Ma cosa buttano? Anche settimana scorsa. Angolo la carta dentro Scapuzzi di testa, probabilmente il polsino. Di quei polsini. Anche settimana scorsa, non so se a Novara o mercoledì, non mi ricordo. Pensate come un razzo arriva a dar fastidio al rinvio. Battistini troneggia davanti alla retroguardia. Dai che sono sbilanciati, vediamo se il Lecco può ripartire con velocità. Rossi pensa subito a bilancio, impantana, bravo, riesce comunque a rilanciare. C'è stato un dribbling difficile, ha perso palla, poi però l'ha recuperata subito. Di Pinzauti. Tirare una su Molnar. Mezzo colpo a Molnar. È entrato, ma poi neanche un po' il braccio cattivo. Ci può stare lì. Arzignano che ha iniziato questo secondo tempo come per dire molto presente nella metacampo bluceleste. Ecco che ora non riesce a ripartire con lucidità, sta un po' sbaracchiando. Vedremo se riuscirà a trovare qualche fila del discorso con Chester che allarga su Davi al centro, la sponda di Grandolfo, ancora Casini che è in difficoltà, cerca ora si appoggia a si torna indietro fino a Volpe e si torna a Volpe. Sta cercando adesso di sfruttare un po' la piazza del campo, di giocare, di passare anche dalle fasce l'Arzignano, cosa che in primo tempo non ha fatto molte volte, qualche volta sulla sinistra, ma ha agito molto sulla sua sinistra, la destra bluceleste, sulla sua sinistra. però quando hanno preso le misure Zeliak e Lacti, da lì basta, non sono più passati. Adesso invece si cerca anche coinvolgendo di più Davi, sto vedendo sulla fascia di destra. Hanno iniziato un po' sulla falsariga del primo tempo con molta animosità in campo. Davi palla dentro, Grandolfo di mestiere non riesce sempre Zeliak a spazzare, ad agganciare. Garanzia Zeliak lo soprannominerei. Qua fuori gioco, non si alza la bandierina, si è alzato. Dato a agganciare Grandolfo, ma poi si è intravista. In ogni caso aveva recuperato il difensore del Lecco e Ricci. No, tanto metro abbondante. Bravi qui tutti comunque i giocatori del Lecco ad alzarsi contemporaneamente. E bravo anche Ricci che oggi sotto traccia non sta sbagliando nulla. Non ha ancora fatto nessuna delle sue enricate, no? Quando arriva leggermente in ritardo. Vabbè, poi è dovuto stare. Non è che vogliamo parlare male dei giocatori, cioè mettiamo però ogni tanto ha delle amnesie. Sì, diciamo che oggi ha dovuto stare mezzi, soprattutto fisici, ogni tanto. Oggi ha dovuto stare in trincea e in trincea doppio cambio nell'Ecco. In trincea lui lavora alla grande. Sì, Scapuzzi fuori, entra Giudici. Allora, Giudici per Scapuzzi. E quindi probabilmente ci sarà un altro cambio perché sennò sarebbe un 3-6-1. Cioè, sai che vediamo un attimo. E forse è Buso. Sì. Scapuzzi per Giudice, secondo me esce Rossi ed entra Buso. Così sì, probabilmente sì. Rossi sì, il 30. Allora, Scapuzzi partita da 6, glielo diamo un 6 di stima perché comunque si è fatto vedere, non di più. Sì, infatti. Avesse capitalizzato meglio quelle due occasioni sarebbe stato sicuramente da 7. Allora anche Rossi, anche lui forse tanto ci tolgono l'inquadratura mentre fanno i cambi loro. Ci perdiamo il cambio dell'Arzignano giusto per vedere il prato verde. Rossi comunque 50 minuti che servono al ragazzo. Spiace ma non hanno fatto vedere i cambi. Tra me 23 questo è Davi. Sembrava lunghi il 24 e poi un altro. Allora è entrato il tuo idolo Ning come lo chiamiamo? Commentavamo, eravamo su come andasse pronunciato Ning. E Davi che abbiamo detto è entrato in partita già tolto, quindi ha toccato un pallone coinvolto dalla manovra dei suoi compagni. Comunque è strano che entrambe le squadre dopo circa 7 minuti si giocano uno slot, giocatelo durante il tempo. Vabbè, anche qualcosa che non capisco benissimo nemmeno io, però o si sono lette i movimenti entrambi delle panchine, quindi hanno pensato di adottare le opportune contromisure, quindi cambia uno, cambio anch'io, però allora questo è il 24, giusto? Questo che sta giocando, che è
Adesso vi diciamo anche chi è uscito. Buso recupera subito il pallone, si lancia a sinistra, vai Buso! Molnar lo chiude. Era primo, era già in presenza Molnar. Bella però la palla recuperata da Buso, che insomma se doveva dimostrarci con che piglio, no? Poteva entrare in campo, entra subito bene di testa. Ha una velocità tutta Scapuzzi, non riescono a gestire la palla i giocatori blucelesti. È in fiducia perché l'ultima partita comunque ha giocato Lunghi bene. dell'Arzignano ne è entrato, subisce la spinta di Galli che concede ai blucelesti il rientro. Spinta molto leggera. Fallo tattico di Galli, che non violento, però siamo sulla tre quarti offensiva, quindi sì, Buso ha poi quella capacità sull'esterno di rientrare e colpire l'interno. Diciamo che io andrei destro, che molto allora è entrato Fida per Chester, scusa Beppe, sono riuscito a recuperare. Fida che dovrebbe essere una punta. Sì, una punta, Fida, sì. Per Chester, Fidati, è una punta. Chester strano perché era sinceramente tardivo, quello un po' più in difficoltà. E poi Lunghi dopo. ha un cambio tardivo. Lunghi che è entrato al posto di Davi. Sì. Ci prendiamo un piccolo break. www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. Immagina di essere immerso in paesaggi, tra giardini botanici, monumenti, borghi, calette, 2-3 settimane o un weekend in un concentrato di bellezze, attrazioni e cose da vedere. Non stai immaginando. Treva Home ti propone affitti di casa vacanza nella splendida cornice del lago più bello del mondo, il lago di Como. Residenze in prossimità alle stazioni di approdo e partenza dei battelli e traghetti con Bellagio, Menaggio, Cadenabbia e Como. Quindi la nostra vacanza da sogno! Treva Home. Info e prenotazioni al 340 22 45 235 o vai su trebahome.com. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. Di solito Buso ha sbagliato davanti al portiere, praticamente si è fatto recuperare col piedone dal difensore avversario. Fasi favorevole al Lecco quella, con un doppio intervento, poi dopo è stata brava l'Arzignano a risalire. Lecco che però ha ripreso un attimo le misure rispetto agli avversari. Qui ci fanno vedere il fallo netto ai danni di Galli. Sull'occasione di Buso che ha calciato un po' spostato sulla destra rispetto all'altezza. Attenzione ancora, Pinzauti che disturba la Molnar, se ne avvantaggia Buso, la palla dentro e Volpe. Come è entrato in campo Buso? Benissimo ragazzi. Sì. Giudici era sul secondo palo pronto a depositare in rete, bravo Volpe nell'area piccola ad accartocciarsi sulla sfera. Insomma, Buso è veramente reattivo, ha già fatto vedere in pochi minuti quello che può dare oggi all'attacco bluceleste. Dicevo sull'occasione precedente, Buso ha calciato a rete diretto, invece la sua specialità è quel tiro a rientrare di destro, che nel caso avrebbe sicuramente fatto più male rispetto alla ribattuta del difensore dell'Arzignano. Comunque subito 2 o 3 minuti sugli scudi per Buso che hanno messo in luce l'attaccante blu celeste. Ancora 0-0 Renate Albino Leff, mentre c'è la rimonta del Piacenza a Trento 2-1. Lecco che comunque ha alzato adesso il ritmo 2-2 adesso sulla metà campo. Ancora adesso Pinzauti stava per agguantare la sfera, mentre sullo sfondo si vedeva Foschi discutere abbastanza vivacemente col quarto uomo, probabilmente per questi continui falletti valutati un po' sì e un po' no. L'importante sarebbe riuscire a chiuderla subito. No, bisogna pressarli perché il campo è complicato e anche Buso ha fatto vedere, non solo per loro, è proprio complicato il campo. Infatti anche Buso è incespicato sulla sfera. Loro che nonostante lo conoscano anche bene, casa, continuano a scivolare. Tanto Lacti brutto il intervento di testa stavolta. E no, Lecco deve essere bravo a tenersi sempre lì sulla tre quarti in fase di pressione, perché anche Lunghi che è appena entrato non sembra essere molto, diciamo, pratico di questo campo, ecco. Adesso Colì. Sì, è entrato Lunghi, prima io ho detto Fida, no, ma si trattava di Lunghi invece, che è entrato dalla panchina al posto di Davi. Colì il cross direttamente fra le braccia di Malgrati. Sì, diciamo, dopo i primi 5-6 minuti i cambi hanno ribilanciato la partita. Sì, sicuramente. Sì. Beh, quello che dicevamo all'inizio, insomma, Lecco
può contare su una doppia squadra per cui Pinzauti di testa all'appoggio e poi Galli sbaglia il servizio abuso. Vediamo che c'è però la copertura adesso di Zeliak sul tentativo dell'Arzignano. Zeliak che prova con l'esperienza, bravo Zeliak, qui guadagna la fallo di fondo campo. Guadagna la rimessa dal fondo per Melgrati. Diciamo che il Lecco è avvantaggiato perché chiunque, quello che stavamo dicendo all'inizio della partita, in questa fase di campionato, da quando è arrivato Foschi, chiunque entra dà un contributo concreto e tangibile alla squadra. Ilari, poi la spizzata della retroguardia dell'Arzignano stava per avvantaggiare Buso che davvero sta molto bene fisicamente, ma anche mentalmente. Diciamo che sta stressando i due centrali avversari, perché lui molto mobile, dinamico, Molnar e Bonetto non sono esattamente dei fulmini di guarda. Adesso Lacti bene sulla destra, si infila Pinzauti, la palla fuori, la conclusione è stato trattenuto forse Zambataro. Non so se Galli o Zambataro, vediamo, si è visto passare di sfuggita, l'inquadratura non ci ha aiutato. Pinzauti disturba la palla sfila sull'esterno. O Giudici forse direttamente? No, Galli giudice qua. No, giudice qua, scusami. No, era Galli. Ho detto Lacti. No. Comunque, l'Ecco che ha ripreso sicuramente un po' le redini psicologiche della partita, nonostante magari lasci spesso e volentieri il pallone a loro, però quando riparte, anzi, se posso dire adesso ci sarebbe anche da farlo questo secondo gol, perché è troppo... Sì. Ad esempio adesso Colì prova questo cross ribattuto. Ma quindi è entrato Colì? Sì, è lì. È lì, quindi non abbiamo capito bene i cambi, cioè c'è una confusione sui cambi dell'Arzignano, perché vabbè, ma Fida non è entrato, intenzione sempre su Melgrati e Lunghi, loro due. Vai Luca, c'ha spazio vai. Al centro c'è Buso, Giudici adesso attaccato da due uomini, riesce a lasciarseli dietro entrambi, va sul fondo, corner. Bravo Luca che sgroppa fino alla fine, non trova lo spazio per crossarla. Sì, tutto il campo, e tra l'altro i due lo hanno inseguito fino alla fine. Pareggio del Padova col Novara intanto. Ma sono riusciti solo alla fine, lui quando li ha aspettati a chiuderlo. Tanto pezzi di campo. Matteo? Sì, c'è Matteo che fa le foto lì, bello, in maglietta tra l'altro. Vicino Giudici, ma non se lo fila neanche per striscio, e lui è concentrato sul mischione in area. Bravo Volpe esce dalla tana e abbranca il pallone. L'uva, no, il pallone. Attenzione. Tardivo. Cerca un compagno libero, lancio lungo. La chiusura di Zambataro che si trova lì in mezzo e fa su il pallone. Bello il riusciamo a uscire bene anche con qualità. Giudici ancora lui anche sulla sinistra. Bella manovra dell'Ecco. Pinzauti con sicurezza, veramente. Pinzauti che ha un tampone, si è dovuto far tamponare il naso, non so se chi scusa? Pinzauti ha qualcosa nel naso subito. Tanto Giudici fallo su di lui da parte del gli ingressi di Giudice e Buso hanno decisamente portato vivacità alla manovra bluceleste. Vediamo adesso ancora il replay del fallo, bruttino. Poteva anche starci il giallo, ho detto francamente, per una zona morta del campo non aveva nessun senso questo fallo da dietro. Tremolada, entra Tremolada, esce Grandolfo, Nibionno Giono. Niente di particolare su Grandolfo, non è stata una prestazione da segnalare. Ha avuto un paio di occasioni, ma niente di anzi, importante. Forse la primissima ha forse sbagliato lui direi quasi il primo controllo. 5,5, così, visto che è una punta da cui si attende sempre. Tante volte qui e poi si va a andare sul 5 secco, quindi tu andresti anche sul 5? Sì, non è Pinzauti oggi, se anche non avesse segnato il 6 ce l'aveva. Sì, no, ma fallo, non c'è vantaggio, ma dai. Diciamo che per il giocatore aspettativa contributo il 5 ci Zelia Buso di testa, l'appoggio a Pinzauti, bravo a girarsi, la palla dentro per Buso, sterza e poi non riesce a far fuori anche Cariolani. Attenzione, ancora la pressione di Buso. Che bravo Pinzauti però, ragazzi. Sì, decisamente. Galli, ottimo l'intercetto, Zambataro sulla destra. Palla per Zelia. Bisogna, come ci dicono dalla regia, fare il secondo perché l'Arzignano sembra in difficoltà ora a chiuderla. Impostazione sbagliata da Galli. qua però,
Pensavo che ci fosse un altro esterno. Sì, speravamo, quando l'inquadratura poi mostrare c'è nessuno. Invece il cross che ha attraversato il campo è finito nel vuoto, Ci prendiamo piccolo break, Beppe, torniamo subito. Sì. Cosa? www.leccochannel.it The Blue Light Blue Radio. E dopo la squadra sfidante ecco scendere in campo i nostri giocatori. Ma cosa vedo? Tengono sulla storica felpa della C Lecco. Ragazzi, momento da brivido! Si alzano tutti! Un coro unanime! È arrivata la riproduzione della storica felpa dell'AC Lecco. Dopo oltre 60 anni, ora puoi indossare l'emozione della squadra che ha segnato la storia della nostra città con la promozione in Serie A. Disponibile nelle taglie S, M, L, XL, la trovi su www.shoplc.it. AC Lecco, la passione continua. www.leccochannel.it 24 ore al giorno di musica e sport. 64esimo minuto, non è successo quasi nulla se non da applaudire ancora Pinzauti per un recupero quasi a centrocampo, no? No, sulla linea di centrocampo ha fatto un recupero degno del miglior difensore. Zambataro. Lacti gestisce palla, Zambataro. Bello. Zambataro in dribbling e poi la palla Lacti sulla destra, il cross basso questa volta. L'esecuzione è mancata, ma Lacti ancora può mettere dentro. Questa volta meglio col cross per Zambataro che... Allora Zambataro fa un grande numero quasi sulla linea di fondo. Palleggia, salta l'avversario e poi la conclusione è arrivata direttamente sulla stazione spaziale. Cioè tipo pali stazione spaziale. Deviata? Vediamo, ma guardate la giocata di Zambataro che palleggia e poi c'è la deviazione con la schiena. Ma comunque sarebbe stata credo alta. Però c'è non lo so perché lì è partita subito schizzata in alto. Calcio d'angolo per il Lecco. No, bisogna capitalizzare. Bisogna capitalizzare. È sparita la palla, eccola qua. Ancora Giudici dal fondo. Palla dentro, non arriva. La conclusione deviata. Lacti ancora? No, non c'è deviazione. Forse è andato ancora Lacti a calciare, cosa guarda che spioveva al limite dell'area. Bisogna capitalizzare perché l'1-0 adesso è troppo poco. Adesso è troppo poco. Lecco padrone del campo, sia Lacti che è andato a calciare, da lì appostato al limite dell'area, va col destro, ciabatta un po', ma deviazione però è riuscito a tenerla bassa però lontano dai pali. No, bisogna capitalizzare anche perché Pinzauti preferirei tenermelo anche un po', fargli riposare magari un 4-20 minuti. Perché è troppo importante adesso come adesso lui per il Lecco, quindi Magni potrebbe anche dargli il cambio nel finale, però sull'1-0 insomma meglio stringere ancora le fila. Adesso ci prova l'Arzignano con il entrato Tremolada che fa partire un filtrante direttamente sul fondo, bene così. Siamo quasi nel 67esimo minuto, il Lecco avanti 1-0 con il gol di Pinzauti del primo tempo, Lecco che nel secondo ha bilanciato la squadra dopo i primi 5-6 minuti di tentativi dell'Arzignano. Sì, che non hanno prodotto però niente di... Però poteva lasciar presagire magari un secondo tempo all'arrembaggio dell'Arzignano. Lecco è stato bravo a ribilanciare la squadra e adesso sono buoni 20 minuti che è Lecco che è più vicino al Lecco al 2-0 al momento che l'Arzignano del grande intervento di Enrici su Tremolada che gli porta via palla dalle spalle. Giudici e chi? E qui c'era dall'altra parte mancava Zambataro. Lecco che dovrebbe essere bravo appunto perché è stato più vicino al Lecco al secondo che attenzione ancora a Pinzauti, recupera un ottimo pallone sulla tre quarti, Buso si fa chiudere, quindi deve andare da Zambataro. Cambio di gioco, vediamo se qui Giudici c'è, il numero 7 blu celeste aggancia, poi c'è Ilari, Giudici punta, va sul destro, troppo centrale, bella l'azione di Giudici però non è riuscito a dare forza a questo destro o quantomeno ad angolarlo. Ecco, sta giocando veramente bene. Sì, gran partita. Adesso ti do un po' ragione a chi diceva di Ilari. Adesso un pochettino manca perché in fase difensiva sicuramente è prezioso. Infatti un cambietto però ancora, no? Me lo giocherei. Infatti io mi metto uno Zuccon. Adesso che può darti anche uno strappo, un cambio di passo. È un 2003, quindi non penso che un 2003 patisca tutta questa fatica. Ma abbiamo anche uno velocissimo come Girelli, insomma.
Sì. Uno dei due io per dare un cambio di passo Zeliak oggi lo metterei. Zeliak oggi è veramente partitone. Galli, Partitone di Zeliak, perché adesso ha ancora fatto un intervento su Tremolada da manuale. Tanto il Cariolato, che adesso si è spostato sulla destra, addirittura Davi in zona centrale. Non dobbiamo concedere. Scusa, Barba, sì, hai ragione, Barba. La Barba, adesso Colì che sulla sinistra non salta Zambataro. A loro, perché è una partita che stiamo controllando in tranquillità, quindi cambia veramente per loro, però il 7 ne hanno finiti poi, no? Fida? No, 4. Beh, no, il terzo era, adesso finisce. Esce Parigi tra Fida, Parigi anche lui 5 netto, perché non ha fatto veramente Parigi niente. Ed esce tardivo, cambio tardivo per chi entra? Bella domanda, il 16. Sì. Cambio tardivo per Bontempi. Cambio sono sempre in tema dei cambi oggi. Bontempi, che speriamo non ce le suoni. Quindi un Arzignano da cui io mi attendevo una reazione diversa in questa ripresa, fino adesso manca. Continuiamo a sperare che continui a mancare. Di Stefano. Beh, è stato bravo il Lecco, diciamo, a ribilanciarsi e rintuzzare subito. Poi fallo anche su Giudici, non dà. Tanto fanno rivedere la tiro di Giudici, conclusione di Giudici, che si accentra da sinistra. Sì, forse qui poteva metterla lì. Non è riuscito né a dare forza né a dare angolo a questa conclusione centrale, intervento di Volpe. Tanto abbastanza facile. Azione completamente persa da Eleven col fallo di fondo per i Buccelesti. La palla era una rimessa laterale per loro. Chissà cosa è successo. Si è perso l'azione, però meglio così, perché non è successo niente, esatto. Siamo quasi nel 70°, dunque 20 più recupero alla fine, recupero che al momento scarsetto, nel senso solo per cambi. Sarebbe il caso di mettere a frutto, secondo me, la maggior qualità che è emersa da questi da questi 70 minuti, perché sicuramente il Lecco ha mostrato e ha maggior qualità rispetto all'Arzignano. Allora esce Pinzauti da 7,5 oggi, sì, anche 8, perché forse se vinciamo, può essere quella, se vince una partita da 8, se non vince a 7,5 può essere no, anche perché tutta la prestazione è già da 7 di suo, e il gol è una perla, quindi dentro Dudu Magni vediamo se ci sarà spazio per lanciarlo in velocità. Beh, Magni Buso adesso è una bella, anche lui ha tirato qualcosa. Sì, ha dato, ma scusa, lui era la fascia di capitano, ma no, perché non ci aveva Pinzauti. Non so cos'è. Vabbè, comunque Arzignano avanti con il neo entrato, il numero 16 Bontempi sulla sinistra, Colì prova ad accentrarsi, magari un pizzino con l'esterno, brutta palla di Colì, Giudici, il rilancio profondo, Buso attacca Molnar, Buso stagli addosso, no, Buso molla il colpo, Casini attacca, che la foto di Matteo, Galli, il rilancio, Magni non è sul pezzo. Un gruppetto abbastanza nutrito anche oggi di supporter blucelesti al seguito in Veneto. Momento di stanca un po' dalla partita, di pausa in cui entrambe le squadre hanno anche Lecco ha finito i cambi, gli slot. No, solo due ne ha fatti. Due. No, perché io ti dicevo uno strappo a centrocampo, adesso glielo metterei. No, perché ha fatto una Giudice Buso, uno Magni, 3 cambi. Sì, no, loro li hanno finiti, sì. 72esimo hanno già finito i cambi, questo è un po' anche un fattore. Un po' di stanca dovuto anche attenzione. Giudici prende tutti in anticipo. Ilaria ad appoggiare Giudici, poi Magni cerca Buso, pallone troppo elaborato forse. Dai ragazzi che possiamo chiuderla sta partita. Dobbiamo chiuderla. Dai e vai. Ilari bravissimo perché ha fatto un blocco perfetto per Giudici e poi non cambiano, rivediamo i risultati. Propatria in vantaggio sulla Virtus Verona 1-0. Renata Albino-Leff è sempre 0-0, vantaggio della Juve sulla Triestina 1-0. Vai, Colì non sbaglia. Continuiamo a guardare, ci vediamo una pausa, torniamo subito. www.leccocchannel.it The Blue Light Blue Radio.
Viaggia comodamente con Linee Lecco, il miglior servizio di bus a noleggio a tua disposizione. La nostra flotta I Promessi Sposi è composta da 9 autobus moderni e confortevoli. Gli elevati standard di sicurezza e di qualità ambientale sono una garanzia di servizio impeccabile per soddisfare tutte le vostre necessità. Linee Lecco è il partner ideale per organizzare una visita sul lago, una trasferta sportiva o un viaggio all'estero. Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. Info 0341 35 07 59. lineelecco.it. www.leccochannel.it. 24 ore al giorno di musica e sport. Perché Melgrati va lì che rischia? Rieccoci, Melgrati cosa fa? Parla con qualcuno. È uscita la palla. Ok. No, perché è andato proprio al limite dell'area con la palla a fare mai, ha detto perché vai a rischiare? Adesso è una fase un po' distanca, i ritmi sono calati. Dopo l'ingresso di Buso, soprattutto Giudici, Lecco aveva accelerato un pochino, no? Adesso è un po'... Sì, sono 5 minuti che entrambe le squadre stanno giocando in maniera anche abbastanza confusa, perdendo delle palle banali. Certo e il Lecco, come in questo caso, si poteva fare sicuramente meglio. Ma sono molti falletti tattici, per spezzettare il gioco. Poi Catanoso ha spesso, diciamo, senza Catanoso l'arbitro di dare giornata, troppe, diciamo accuse, però ha spesso cambiato metodo di giudizio, nel senso ha passato momenti della partita a non fischiare niente da ambo le parti, momenti della partita in cui ha fischiato tutto, anche i soffi alle spalle. Vediamo adesso, è stato bravo Barba. Certo che loro per adesso il pallone, vediamo Melgrati, palla lunga, Giudici non distratti, bravo. I cambi per adesso allora non hanno dato granché, non c'è stata la scossa che evidentemente cercava Bianchini. Bisogna andare addosso a Molnar, e adesso Cariolato in due. No, adesso ad esempio questo fallo non esiste. Sì, adesso veramente il gioco molto spezzettato comunque. Barba, servizio a profondità, attenzione, copertura perfetta di Battistini. In calcio d'angolo però. Sì. Ci chiede Made in Tokyo Japan: a inizio campionato temevo che la squadra fosse da retrocessione, chiedo scusa ai ragazzi, ora li vedo troppo in alto, forse troppo in alto. Sapete dirmi a vostro parere da che posizione potrebbe essere la squadra? Allora, dire di medio-alta classifica sarebbe forse troppo fare una media tra quello che hai detto. Attenzione tu, adesso la battuta, la palla che ballonza al limite, rischio, poi spazza la difesa, ma senza che loro abbiano fatto nulla, perché c'è stata la deviazione forse il giocatore del Lecco di testa, ma attenzione ancora. Seguiamo un attimo, poi completiamo. Palla a possesso, cross, secondo palo dietro, fuori, Molnar è già fuori. Scusa, una doppia deviazione, ma complimenti a Lecco, gioca meglio del Vicenza. Non da loro, forse la prima deviazione. Vediamo. Sono queste le azioni che mi preoccupano di più, perché la palla buttata in mezzo senza costrutto. È stato Tremolada che di testa ha girato sul secondo palo. Però vediamo il lato positivo. Fino a qualche mese fa prendevamo gol da queste situazioni, direi abbastanza. Uno sparuto tifoso. Gli ultras dell'Arzignano con una bandierona. Il tamburo dell'Arzignano col il bandierone e il tamburo. Per rispondere sempre al nostro amico Made in Tokyo che ci segue ogni domenica, è sicuramente una buona squadra questa del Lecco. Foschi gli sta dando quel qualcosa fuori gioco, perché non ha la bandiera Tremolada, va sul fondo, bravissimo Enrici, che bravo Enrici, oggi anche Enrici oggi riconosciamo da Enrici quel che di Enrici, oggi puntuale, tempista nelle chiusure, sta giocando con la testa. No, i tre dietro oggi non hanno fatto passare uno spillo. Ed è uno dei valori aggiunti di questa fase della stagione, il rendimento dei tre difensori dietro. Quindi è una squadra che può, con qualche anche innesto, probabilmente a gennaio, viene da pensare a una punta che possa dare ricambio a questo Pinzauti, un altro centrocampista che faccia interdizione, che possa dare comunque... Se Maldonado non si riprende. Ma anche all'Acti, dare all'Acti visto oggi un cambio. Intanto c'è Girelli e Zuccon. Sì, tutti e due, dentro tutti e due. Ultimo spot per gli slot di cambi. Esce Ilari ed esce Galli. E penso Galli, sì. Dentro allora i due centrocampisti che ci si attendeva dall'inizio, ma poi giustamente Foschi ha girato oggi, ha gestito le forze. Allora, secondo me questo Lecco potrebbe essere, adesso non vorrei essere frainteso, puntare al primo posto della classifica, però
ricordo che ci sono state squadre che partite in sordina a poco hanno costruito un campionato, un cammino fantastico, vincendo anche tornei inaspettatamente. Beh, l'anno scorso su Tirol esatto. Non era molto... È dato Zuccon, giusto? Sì. Ma di conseguenza, scusa Stefano, vai. Nulla vieta che questo Lecco, anche perché abbiamo superato il terzo di campionato e è un Lecco in crescendo, ha battuto squadre anche importanti. Mi sembra che dal punto di vista fisico ci sia tutta la condizione, di conseguenza io lo vedo nella parte alta della classifica, a meno che di uno scossone incredibile. Dopodiché dire che possa vincere il campionato, insomma... io mi sento di poter dire che in questo momento non è la squadra più attrezzata per vincere il campionato, però... No, ma come? Qua c'è fallo. Ma una gamba altissima di Molnar. Ma dai, ma non esiste, questo è fallo netto di Molnar. Ma può dare il fallo a Girelli, scusami, che... Invece ha dato il fallo commesso da Girelli. Ma per favore. Comunque no, è quello che volevo capire adesso, è chi sarà il mediano davanti alla difesa, perché Girelli e Zuccon non hanno mai agito in quella posizione. Sembra Zuccon per il momento. Tantissimo. No, invece io dico, però da dire che ci sono i campionati in cui c'è un ciapano. Cioè, se il livello è questo, nel senso che ci sono squadre favorite che si attardano. Attenzione, sul secondo palo, la palla messa fuori. Partiamo qui. Buso riesce a tenere palla in... Nostra, sì. Ma gioia. Vabbè. Barba, servizio per Casini, poi il numero 24 Lunghi. Stavolta sì. Che cavolo. Prima laterale, ecco, che può rifiatare un attimo qualche istante, che è stato schiacciato un po' nella propria metà campo. E che se ne dica, a volte è molto più semplice di quello che le persone si ingegnano a pensare. Questa è una squadra di livello medio-alto, in cui tutti i giocatori, e lo ripeto per la terza volta, chiunque entri in questa fase di campionato fa bene. Ma perché hai il morale a 1000 dopo la Foschi sta girando, perché Foschi ha messo giù la squadra e gli ha dato una quadra. E poi soprattutto c'è la condizione fisica, che sì, in questo momento è un aspetto ottimo. Rilevante. Lì Foschi non può aver fatto i miracoli, sicuramente è stata preparata bene da Tacchinardi. No, quello sicuramente, però vuol dire che comunque continua a lavorare bene con intensità anche durante la settimana, al netto della preparazione, no? È chiaro che però mi aspetto che ci saranno anche momenti negativi e dipende quanto sarai bravo a gestire. Un momento negativo noi l'abbiamo già avuto. No, dico, ce ne saranno sicuramente altri e bisogna capire questa squadra poi come, passato l'effetto che man mano col passare delle giornate si esaurisce, l'effetto novità, Foschi, entusiasmo. Vediamo come la parte trattenuto col giallo qui di Casini. No, sai che dal giallo abuso? No, che abuso. Scusami, ha invertito il fallo. Scusate, ma che cavolo fa? Va in scivolata, vediamo. Ma dai! Ma dai! Tocca prima però il giocatore avversario. Ma è trattenuta netta su Zuccon, è giallo di Casini, ma dai! Lui subito il fallo l'ha fatto cadere. Perché è andato in scivolata? Perché qualcuno da dietro l'ha tirato. No, da dietro sì, no, dopo lui va a colpire ovviamente il giocatore davanti. Ma totalmente involontario, vabbè. Scusami, quindi è il secondo ammonito nelle file del Lecco, giusto? Bella con questa palla del Lecco, lancio sull'esterno, vai Dudu, 2 contro 2, vai Magnino, hai velocità, no? Si ferma, va a infopparsi lì. Poi un cambio di gioco che vabbè, su cui ha Magni è entrato male. Sì, su cui ha buon gioco il numero 13. Attenzione, Zambataro mette giù il pallone. Cerca Lecco di ripartire con Zeliak, ripartire subito. Bella in verticale la palla, la fa scorrere Zambataro, chiuso da Colì, che poi tocca il pallone, quindi Zambataro cerca di ritornare sulla palla. Seguiamo l'angolo, poi ci prendiamo l'ultimo break prima della bravissimo Zambataro, insiste, si arrabbia Colì là e non ha fatto molto bene. Aveva cercato di difendere la palla col corpo che usciva a fondo campo. Anche Zambataro oggi è stato un pollo. Tanto dalla regia fanno la danza del gol. Possiamo parte l'angolo, definire così. Ferrari sarà in vantaggio Pordenone. L'angolo della destra di Giudici. Calcio d'angolo. Angolo.
regia ci prende il 2-0 del Lecco con Battistini di testa. Il ministro della difesa, come l'ha soprannominato il nostro Matteo Bonacina, va a svettare la testa 2-0. Ecco la chiude all'83. Giusto così. Giusto così. Però altre novità dagli anni scorsi li sfruttiamo noi i calci piazzati adesso, nelle ultime settimane, ragazzi. No, e adesso cosa fa? Un gol importantissimo perché L'arzignano non aveva... Stava per ammonire qualcuno. Perché così ha gusto nel... Bellissimo colpo stacca nel cuore dell'area Battistini, la schiaccia all'angolino, nulla può Volpe. Sì. Vediamo se c'è qualche indicazione di cartellini. Non mi sembra, non è stato fatto vedere nulla, non so. No, c'è la luce. Che adesso sì, non riesco a capire adesso, detto tra noi qui da questa parte del vetro, di là lo sappiamo già perché c'è un po' di da casa lapse nelle immagini. Gli spettatori da casa mi dicono che abbiamo spaccato i timpani e siamo ben felici di farlo oggi, perché insomma guardato perché la cronaca probabilmente ha un ritardo di qualche secondo. Quando gridiamo tutti quanti Cattanova continua a regalare falli su falli, qui si è caviolato, 2-0 Lecco, ragazzi, neanche il miglior quadrato, 11 gol fatti, 2 subiti con Foschi, caviolato in questo momento 16 punti su 18. Vabbè. Girelli su di lui, bella la palla dentro, Casini attaccato, bravissimo Buso in copertura, addirittura poi Girelli e Buso intelligenti nel gestire il pallone, Giudici lo rilancia il più lontano Renate ancora 0-0, Coli in difesa, ultimo uomo, 5 minuti e 30 alla termine. Ovviamente Arzignano che adesso proverà aspettiamo tutto anche le foto del 2-0 di Remolada sulla sinistra non passa, Zeliak e Zambataro non concedono spazi, poi però devono lasciare la rimessa laterale. Devo dire che il 2-0 è nato anche da quella Zambataro che non demorde e va a recuperare la palla sull'out. Zeliak ancora in rimessa laterale, Coli sul punto di battuta, 5 minuti alla fine. Adesso L'arzignano ripetiamo, ci proverà fino al massimo. Zuccon di testa, stacco, poi Buso a terra ma non c'è fallo, ormai non ci fischierà più nulla da qui alla fine, fischierà tutto e solo per loro. Palla sulla destra, Lunghi arretrato, Barba, Molnar addirittura, pressatelo Molnar, Lunghi, scusate Barba, palla dietro per Bonetto che pensa al servizio in area, invece allarga per Colì che è solo, arriva adesso Zambataro, Colì lascia il pallone, il cross dentro, Melgrati controlla che la palla esca sul fondo. Ci ha messo forse le dita? Sì, e allora intervento importante, vediamo. Andiamo. Cross, no, c'è stata una deviazione di testa Battistini. Sì. Melgrati che ha controllato, parte Casini dentro, la palla esce, parte Zambataro è solo, trattenuto, questo è giallo per il numero 16. Numero 16 Bontempi, non ha potuto fare altro, Zambataro lo stava lasciando sul posto e ecco che ovviamente adesso si prenderà tutti i dovuti tempi. Abbiamo Zambataro che fallo reiterato, proprio... ma sì, no, questo ci sta tutto, anche perché Zambataro ne aveva 3 liberi sul lato sinistro. Lecco avanti, no, c'è qualcosa, c'è un fischio, non si sa, un po' di nervosismo, adesso l'Arzignano non la prende bene dopo il 2-0. Magni viene allontanato, Bonetto e Magni che Magni che vediamo se verrà ammonito. Sì, c'è qualche cartellino. Probabilmente viene richiamato Bonetto e Magni verranno ammoniti probabilmente. Viene segnalato dalla guardalinee. No, stretta di mano tra i due, no niente, bravo Pilarbitro in questo caso. E allora si riprende con la punizione per il Lecco, conduce 2-0 l'Arzignano, va al campo ragazzi. Intanto arrivano le foto di Matteo del 2-0 di Battistini. Cross in area, Buso può tornare sul pallone, arriva prima Colì, cerca di tenerla viva il Lecco ancora con Zuccon, Zambataro dalla destra, potrebbe andare il cross, guadagna la rimessa laterale, forse sì,
Beh, c'è lei anche Battistini, ormai quante reti? Diversi gol. Più di una rete ormai. Quest'anno credo sia già il secondo. Battistini che è una garanzia su entrambi i lati del campo ormai, no? Veramente. Beh, diciamo che dei tre là dietro sono una sicurezza. Però diciamo che è lui che governa un po' la difesa, no? Questo è il vero uomo spogliatoio, mi viene da dire, come carisma, come no? E Ricci gli sta mancando il gol, perché per il resto è Zeliak e Battistini anche davanti fanno loro. Zuccon che combatte, non riesce a passare, non guadagna nemmeno. 88esimo, vedremo anche quanto recupero verrà concesso. Beh, con i cambi almeno 3 minuti penso che li dia. Dopodiché perdite di tempo non ce ne sono solo per i cambi, sì, solo per i cambi 30 secondi a slot, sono 6 slot, quindi 3 minuti, darà 4 minuti giusto per dare un minuto in più. Sì, anche perché vabbè, l'esultanza dei gol, diciamo. Sì. Già 4 sarebbero oltremodo. Già 4 sei abbondante. Sì, sicuramente, anche perché stiamo entrando nell'89esimo minuto, 2-0, insomma. Tremolada, gira al largo, passa la palla sull'esterno con ancora lo scambio che gli ritorna il pallone. Colì dalla sinistra cerca di attaccare Lacti, Colì trova il fondo, poi Zeliak non si fida e spara perché c'era una deviazione malgrado le spalle, sì. Però poteva forse abbancare la sfera. Tanto la rimessa laterale è gestita male dal Signano, che torna addirittura da Volpe. Bonetto, Molnar che ormai è stabile là davanti, sta rientrando solo ora, bisognerebbe cercare di approfittarne adesso. Zambataro di testa non riesce ad appoggiare in maniera corretta, però Zambataro potrebbe anche essere un pochino stanco, perché ormai la Littorina si è fatta chilometri su quella fascia. Sì, soprattutto negli ultimi. Bello questa giocata di Colì, il cross, secondo palo, Giudici in tutta tranquillità ad allontanare, poi Molnar, dagli addosso, dai Girelli, stagli sotto e guadagna la rimessa laterale il Lecco. Bravo Girelli, senza far fallo ha guadagnato un fallo. 4 minuti di recupero, iniziano adesso. Sono un libro. Separano il Lecco. Sono un libro già scritto. Separano il Lecco da una serata dolcissima. Sì. Con questa vittoria che ormai Giudici sta maturando da Arzignano. Girelli, Magni. Con grande autonomia. Giocata di Magni e fallo su di lui. L'Arzignano nel secondo tempo, ragazzi, praticamente non ha mai creato occasioni da gol. Vogliamo dire che abbiamo controllato. Il Lecco ha controllato la partita in maniera. Un paio di situazioni un po', diciamo, rischiose, ma non conclusioni in porta. Enrici, palla fonda su Buso, trattenuto alle spalle, non c'è fallo. Molnar dagli addosso, Giudici, bravo Luca che interviene con l'intercetto, poi la palla profonda, Girelli corre, spinge, non c'è fallo, non c'è fallo, entra in area dalla destra, palla dentro, messa in angolo di Bonetto. Vabbè, che palla, così, palla in mezzo, c'era Magni, è stato anticipato da Bonetto. Magni era vediamo proprio qui da Maometto, no? Capito da chi? Bonetto. Bonetto, magari non hai anche detto Maometto. Dal dietro Giudici qua, era solo, vabbè, peccato. Angolo. Poteva anche cambiare la prima Girelli, darla in mezzo, ma lì dava il Giudice, era un rigore a porta vuota. Preferiscono batterla corta, Zuccon e Giudici. Palla Giudici che non riesce a saltare la palla su di lui, palla rimessa laterale da fondo campo per l'Arzignano. Però Giudici è un giocatore, gioca in Serie C, però tante volte quando la palla fa i piedi ha quella sicurezza tecnica che ti aspetti dal giocatore di Serie A, cioè tecnicamente Giudici ti fa pensare che può fare tutto col pallone, come la giocata che aveva appena fatto, poi dopo l'ha deviata lui, però. Ma lo dice spesso anche mister Invernizzi, che Giudici era uno che a inizio carriera si pensava promettesse veramente tantissimo. Tremolada dentro direttamente, fare braccia di nessun Melgrati. Pericolo per Melgrati, 92esimo, mancano 2 minuti al termine di questa partita, meno. E qui Tremolada ecco che vince questa partita meritatamente. Qui veramente poca roba loro. Devo dire,
come dicevo in cronaca, mi aspettavo qualcosa in più visto quello che si diceva di questa squadra, insomma, i risultati alla mano, invece Buso, vediamo se riesce a intercettare. Se questa era la squadra che fino a 2 settimane fa era praticamente quasi in vetta, che lascia rimbalzare il pallone, forse doveva andare via, perché non può starci anche il Lecco, insomma, visto fino adesso. Attenzione, Battistini in chiusura, ritarda l'azione di Tremolada che poi cerca di sgusciarli via verso il centro, lo trattiene molto anche. Conclusione da fuori, Melgrati non è questa sereno e sicuro, una conclusione che può impensierirlo. 1 minuto alla fine. Chi ha tirato lì? Vediamo. Bella domanda, vediamo. Aspetta, vediamo adesso. Beh. L'avremmo visto. Secondo me era il numero 16 però, anche secondo me, buon tempi, sì. Giudici di testa, sbaglia l'autoappoggio. No, forse voleva servire Buso, ma ha sbagliato il colpo di testa. Lancio lunghissimo, vediamo, palla per Lunghi. Girelli, come anche lui in campo, è entrato benissimo in campo, attenzione con adesso. utilità tra l'altro pazzesca, perché sta facendo una serie e lucidissimi, che ripartenza, ragazzi. Però il giudice poi sbaglia un po', forse manca 15 secondi, dai, che non c'è quasi più tempo per loro beh, matematicamente non c'è più tempo, però non prendere il gol, recuperiamo palla, giudice spazza, è sempre bello. Giudice spazza, finisce. Allora il Lecco vince 2-0 ad Arzignano Valchiampo. Adesso attendiamo un'altra cosa. Attendiamo i finali dagli altri campi per capire. E c'è una cosa. Che posizione di classifica occuperemo? Non so se Lanfredo Birelli ti ha risposto, non si sa. No, abbiamo chiesto, stiamo probabilmente cercando il nostro Lanfredo da casa. Una cosa. Statistiche, stiamo chiedendo una cosa, statistiche sulla Serie C. Sulla Serie C, storiche. Sui passati di Serie C. Non so se si riesce così su due piedi a ritrovarle, ci vorrà un po' di tempo, in settimana. La mia memoria sicuramente non va fino a qualche. E in settimana sicuramente poi cercheremo di far sapere, perché negli anni 70 io non ero ancora nato, purtroppo. Sicuramente in epoca recente no, però vediamo. Intanto tra poco ci colleghiamo con lo stadio, con il campo, come si chiama? Dalmolin, con il Dalmolin di Arzignano Valchiampo, dove c'è il nostro Albino. Sentiamo se ce l'abbiamo. Eccoci Albino, mi senti? Allora, partita, lo vediamo, vittoria fantastica del Lecco, non ci sbilanciamo ancora, stiamo aspettando il finale da Renate, però una partita al di là di questo, Albino, che conferma la crescita, lo possiamo dire a questo punto, imperiosa di questa squadra, partita dopo partita, sta prendendo grande fiducia e sicurezza. Allora, direi che possiamo spendere queste consapevolezza, autorevolezza e grande visibilità nella fase positiva. Assolutamente, anche perché ha ridotto al limite, al minimo, i rischi corsi, direi quasi nessuno, perché l'Arzignano di fatto non si è quasi mai reso pericoloso. No, ma questo campo hanno fatto dei campi. Ti sento molto lontano, Albino. Non sentiamo niente. Sì. Dicevo che in questo campo hanno partito in tanto. Esatto, noi ci aspettavamo una partita diversa fondamentalmente, invece poi, con piacere abbiamo assistito a un Lecco padrone del campo. Questo insomma ci dà un po' la dimensione, no? Andiamo a giocare su campi contro squadre che hanno caratterizzato questo inizio di campionato nelle prime posizioni, e il Lecco passa con grande autorità. Non si sente niente. Faccio fatica veramente a sentire adesso, Albino. Allora, aspetta un attimo che provo. Sì, adesso meglio? Mi sentite meglio? Sì, nettamente meglio. Ecco, ho sistemato la cosa perché c'era un po' di confusione quasi in tribuna. Dicevo, il Lecco che ha meritato senza aver rubato nulla, no? Facendo una partita che ha dimostrato che c'è una grande crescita, come dicevi tu, della squadra e dell'organizzazione della squadra. È una cosa da rimarcare, perché la fase difensiva nel calcio è sempre quella più importante. Noi non stiamo prendendo gol da No. Sono 11 gol fatti e 2 subiti da quando è subentrato Foschi in panchina in 6 partite. Sono numeri importanti. Questi sono numeri veramente importanti. Sì. È una bella giornata di calcio, di sport, è una giornata anche fortunata per il risultato, fortunata non perché non meritato, ma che ci sorride, e noi sorridiamo con questa giornata e questa bella partita.
Soprattutto i fattori positivi arrivano un po' da tutti i giocatori, anche quelli che fino adesso magari avevano trovato un po' meno il campo. È un po' chiunque giochi in questo momento dà un contributo prezioso e fa la prestazione, no Albino? Sì, no, guarda, io l'ho detto settimana scorsa, quando abbiamo vinto con la Juventus, partita, se posso fare un esempio, ho detto al mister, posso fare un esempio musicale, è una partita suonata con uno spartito da orchestra e non da solisti. Sì, e lui ha detto, guarda, sono d'accordo. Sono d'accordo anch'io, assolutamente, quindi veramente le sensazioni sono molto molto positive, vediamo partita dopo partita, chiaramente è inutile sbilanciarsi a questo punto della stagione perché poi arriveranno anche i momenti difficili, vedremo come questa squadra saprà affrontarli. Ci godiamo, no? Questa situazione provvisoria. Sì, certo, ma l'importante è aumentare il buco che c'è tra noi e tutti gli altri. Assolutamente. Perché poi anche quando arriveranno i momenti non favorevoli o sfavorevoli che dir si voglia, se tu il buco lo hai aumentato, no? Quindi giochi senza pressione, giochi meglio e magari porti a casa anche dei risultati più importanti ancora. Assolutamente. Va bene Albino, ti ringraziamo, buon rientro dopo la conferenza stampa lì ad Arzignano, buon rientro in serata, buona domenica sera, ci sentiamo, poi naturalmente ci aggiorniamo per domenica prossima. Va bene, perfetto, grazie e buona domenica anche a voi e a tutti gli ascoltatori. Grazie Albino, ciao. Ciao. Rientriamo in studio mentre aspettiamo i finali dagli altri campi, perché finite? Tutto campo Sì. da 1-0, No. Lecco Lecco è primo, solo in classifica. Dici è finale da Renato, Sì. da me, io non l'ho Sì, ancora sì. visto. Ok, allora Lecco primo in classifica, non abbiamo detto la scaramanzia, però insomma Continuiamo a cercare da quanto vediamo, tempo, c'è un aggiornamento, vediamo che se non viene sia adesso. dall'anno dell'ultima promozione, Sì. cioè il 71-72. Io non so, in epoca recente non mi ricordo, anche nella Serie C, anche andando No, negli anni dietro 90 20 no, anni di fa, sicuro. quasi ormai non mi ricordo, A non so meno se Fausto di- Ivan in A meno di una prima in regia vittoria si alla ricorda. prima giornata, Sì. ma non mi sembra neanche di Però alla 10ª giornata sicuramente no, non succedeva Soli- veramente da decenni. Soli davanti a tutti, sì, c'è un po' un No, tutto campo, blackout non di mi- internet in questo tutto campo addirittura dal Lecco ancora 1-0 Dai, Lecco no. definitivo. Ah no, pensavo che dava il Lecco ancora col Novara. No, definitivo 1-0. Sì, Renate 0-0. Quindi, allora, Lecco primo in classifica. Un commento finale, ragazzi, e così salutiamo i nostri amici a casa con un bel sorriso, ragazzi, con un bel sorriso, perché questa situazione molto ilari. sono molto ilari. A parte il Vicenza che fa un campionato a parte, dice Benedetto che già può questo Lecco arrivare tra le prime tre. Non lo sappiamo. Voliamo bassi, ci dicono dalla regia, e schiviamo i sassi. L'Aquila sta volando in questo momento davanti a tutti. Vediamo. Allora, finché siamo i lì, mezzi per vincere il giochiamocelo. campionato, io mi permetto di dire, Stefano Bolotta, alle 16:29 del 23 ottobre ti dico, in questo momento potrebbero non esserci, ma l'entusiasmo che può creare questa situazione ti può consentire di andare al di là, quindi di arrivare magari anche a gennaio, quando puoi rinforzare la rosa, la squadra, lì, e se sei lì, dopo la stagione può trasformarsi. Mancano dei tasselli, in questo momento sta andando tutto bene, io mi aspetto momenti negativi, e dovrei essere bravo a gestirli sia Foschi sia la squadra. Ci sono sicuramente molte cose positive e ci sono delle qualità che possono alla lunga anche premiarti. In questo momento ci godiamo il primato in classifica, ragazzi. Tra un mese a dicembre iniziamo a fare le prime. No, Beppe, cosa dici? Le prime Sottoscrivo somme. tutto quello che hai detto. Certo, meglio essere qua che rispetto agli ultimi campionati in cui eri a metà classifica, chiaro. Cioè, dopo 2 mesi di il campionato. Lecco ha fatto un filotto di risultati importantissimo, nel senso che nessun'altra squadra del girone ha fatto quello che ha fatto il Lecco nelle ultime partite. L'aspetto positivo è che mi sembra una squadra quadrata, in forma, e chiunque entri dà il suo contributo importante. Oggi lo ha dato Lacti, che io a inizio partita è stato molto lattivo oggi. Esatto, che a inizio partita avevo messo tra quelli con minor risultati alla mano, e invece mi ha favorevolmente smentito. Di conseguenza mi aspetto, non è basato, quello che dico, non è basato su 1, 2, 3 giocatori, ma
e l'organico d'insieme che ha saputo dare l'allenatore Foschi da quando ha preso in mano questa squadra che sembrava destinata al baratro, e supportato naturalmente da Malgrati. Ce la farà, aspettiamo, godiamoci questo primo posto in classifica, la 10ª di campionato con più di un terzo giocato, e gli auspici sono dei migliori. Insomma, sognavamo da qualche stagione di vedere un Lecco così padrone del campo, autorevole, andare a vincere 3 partite consecutive, altro dato che forse non succedeva da parecchio. L'ultima volta che abbiamo fatto discorsi del genere erano le prime giornate con Gaburro, e mi ricordo, iniziamo ad arrivare alla 5ª, poi iniziamo ad arrivare alla 10ª, poi arriviamo alla 15ª, e alla fine siamo arrivati dove siamo arrivati. Solo conferme, cioè nelle ultime partite ogni partita è una ulteriore conferma del lavoro svolto nelle partite precedenti, con dei miglioramenti. La rosa c'è tutta, quello che dicevi tu Stefano all'inizio, tu dicevi di no, io ti dico con Eusebio sì, ci fosse stato Eusebio ti avrei detto di sì, perché avevi in dote 15 gol tutti, cioè diciamo praticamente già 10-15 gol ce li avevi già lì, devi andare a raccoglierli da qualcun altro, quindi se Buso, se Magni, Pinzauti lo do già quasi per assodato, diciamo tra virgolette, ma se i vari Buso, Pinzauti, se rientra anche Tordini, ti danno quel contributo. Lo dicevamo nella prima metà della partita, quando stavamo comunque, non dico dominando, ma gestendo da grande squadra sul campo della 5ª in classifica, con 3/3 del centrocampo non titolari, perché nessuno è titolare, 1 su 2 degli esterni non titolare, 1 su 2 delle punte non titolare, sì, la difesa, ok, e poi quando sono entrati i giocatori hanno dato ancora di più la marcia, cioè Foschi da quando è arrivato cosa ha fatto? La prima cosa ha messo, ha inquadrato le pedine. Tutto quello che dicevamo all'inizio, sì, ma perché questo, perché quello, sta viaggiando tutto bene, quindi diciamo il momento difficile noi l'abbiamo già anche passato, abbiamo avuto una biodica ce ne saranno altri durante la stagione, ce ne saranno altri, ma anche per le altre non mi sembra di star vedendo questo grande dominio di qualche squadra. No, non c'è una squadra rispetto alle ultime stagioni forse anche che si avvantaggia sulle altre, quindi poi comunque come dicevo su Tirol l'anno scorso è arrivato alla fine, poi esempi più in grande, lo stesso Milan 2 anni fa, e vabbè, ma prima o poi molla, intanto è 4 anni, o dicevamo dell'Atalanta con Gasperini. Sì, tra l'altro ridendo e scherzando, però sono sempre lì. Mi ricorda un po' il Milan, questo Lecco, non tanto per la qualità di gioco, ma per il fatto che chiunque giochi è già inserito in un contesto che funziona. Il Milan è quadrato, ma se tu dici qual è la formazione titolare la conosci, ma poi dopo qualsiasi giocatore entra, ogni domenica ci sono almeno 2 o 3 giocatori che giocano, cioè può star fuori di novità, il portiere titolare, il terzino titolare, il centrale di difesa titolare, ma comunque te la giochi con chiunque. Assolutamente, quindi questo è molto importante. Poi oggi Ilari col tempo, con l'andare della partita è andato in crescendo, Lacti, se recuperi addirittura anche Lacti. Il Lacti visto oggi, ragazzi, speriamo di dargli continuità, di vederlo con continuità. Maldonado quando andrà in condizione anche Maldonado, perché poi se recuperi questi giocatori, Tordini rientra fra qualche settimana, sarà disponibile. Sì, credo che abbia sì, già per iniziato carità ci saranno, come dici tu, momenti difficili, però vediamo come arriviamo al momento, e poi ragazzi siamo primi in classifica in Serie C, vabbè. Ci godiamo questa serata, ragazzi, un bel brindisi stasera a cena, perché ne vale veramente la pena. Grazie a Giuseppe Mazzolini, buona serata, alla prossima. Grazie a Stefano Menegatti, ciao a tutti. Grazie anche a Fausto che in regia oggi è stato affiancato da Paolo e Ivan. Grazie a tutti a casa per averci seguito, buona serata.